Buongiorno, ben ritrovati. Siamo nuovamente in diretta come ogni giorno. Vi ricordo subito la conferenza stampa del governatore Zaia alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Parlerà probabilmente anche della visita domani del generale Figliuolo proprio qui in Veneto. Ma in primo piano oggi anche la cronaca con una rapina in villa. Questa è la prima notizia del Trevigiano, una rapina in villa in via Montiron a Silea. Due malviventi travisati da mascherina dopo aver infranto il vetro di una porta finestra si sono introdotti all'interno dove si trovavano in quel momento due ospiti, un uomo di 67 anni e una donna di 40. Il proprietario in quel momento non si trovava nell'abitazione. Uno dei due malviventi, brandendo un arnese in ferro, ha minacciato i presenti ed ha colpito l'uomo agli arti, mentre il complice, armato di pistola, rovistava nelle stanze della casa in cerca di gioielli e di denaro. I due si sono allontanati, pare senza asportare nulla. Né l'uomo né la donna sono ricorsi alle cure mediche, ovviamente le indagini dei carabinieri di Silea. Ed ancora un'altra notizia: i carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Venezia, con il supporto dei militari di Treviso, hanno arrestato due cittadini pakistani accusati di intermediazione dello sfruttamento del lavoro aggravato nei confronti di decine di loro concittadini. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Treviso su richiesta del sostituto procuratore Anna Andreatta. Le indagini svolte tra ottobre e febbraio scorso, dopo una serie di controlli in un'azienda agricola della provincia di Treviso, tra Pordenone e Udine, hanno portato alla scoperta di un'impresa agricola con sede legale a Cessalto nel Trevigiano, che reclutava cittadini pakistani da impiegare come manodopera per lavorare presso aziende del territorio in regime di sfruttamento. Il titolare dell'azienda si occupava dell'impiego di lavoratori nelle aziende agricole, mentre un suo collaboratore li reclutava e li trasportava nei luoghi dove poi venivano sfruttati. Questa dunque la cronaca ovviamente di oggi e ovviamente notizie più approfondite nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 19:30 su Treviso questa sera. Ed ora invece mi collego, lo vedo già sullo schermo, Andrea Martella, coordinatore del Partito Democratico. Buongiorno. 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 Cronaca a parte, parliamo insomma del coprifuoco, perché è un po' un braccio di ferro adesso. Si pensava insomma dalle regioni, ieri si pensava ad una eliminazione un po' del coprifuoco. In realtà insomma Draghi tende verso l'ipotesi delle 23, quindi di posticiparlo di un'ora. Diciamo che non è stata presa ancora alcuna decisione e la decisione dovrebbe essere rinviata alla prossima settimana. Non c'è dubbio che siamo di fronte ad un miglioramento della condizione sanitaria e della diffusione del virus, e quindi è il momento, sulla base di quelli che saranno i dati che verranno esaminati nel corso di questa fine settimana, di prevedere anche qualche misura che possa dare incontro al bisogno di socialità dei nostri cittadini e anche ad una ripresa delle attività economiche. In tal senso credo si possa andare, questa è l'intenzione che fino a qui è stata esplicitata, anche se non ancora formalmente, ad uno spostamento almeno alle 23 del coprifuoco, cosa che credo consentirebbe anche ai nostri ristoratori, esercizi commerciali, di poter programmare le serate con un ragionevole tempo a disposizione. Ecco, un po' i ristoratori insomma ieri incrociavano le dita e speravano, insomma la decisione non è ancora stata presa, ma speravano addirittura insomma di spostarlo almeno per mezzanotte, se non insomma eliminarlo. Questa decisione, secondo lei, questa ipotesi non è fattibile secondo lei? Io guardo quello che sta avvenendo negli altri paesi europei. È vero che in Spagna c'è stata una riapertura più grande, però in Francia e in Germania si stanno comportando con misure anche più restrittive delle nostre. Non credo che sia un tema improponibile. Si era detto che entro il mese di maggio si poteva ulteriormente ampliare l'orario e quindi ridurre, diciamo così, il coprifuoco.
forse toglierlo del tutto mi pare complicato, andare progressivamente alle 23 e poi magari anche alle 24 invece mi pare una misura proponibile. Senta, per quanto riguarda invece le riaperture anche dei centri commerciali durante il fine settimana, che cosa ci può dire? Dobbiamo fare in modo che una volta che si riapre si possa riaprire in maniera strutturale e non dobbiamo tornare indietro. E quindi il nostro lavoro è volto a questo. Io comprendo quelle che sono le proteste che riguardano questo settore come altri e il tema è sempre quello, fare in modo che le aggregazioni non siano causa di ulteriori contagi. Mi pare che adesso ci siano le condizioni per valutare anche delle progressive riaperture anche dei centri commerciali durante il fine settimana. C'è una disponibilità del governo e credo che si possa nei prossimi giorni anche andare verso una riapertura nel corso del fine settimana dei centri commerciali. Del resto anche il miglioramento del clima e della situazione meteorologica dovrebbe favorire che non ci troviamo poi di fronte a aggregazioni che potrebbero invece determinare maggiori assembramenti. Ecco, questione invece vaccini, c'è un po' adesso la polemica su Pfizer, AstraZeneca che insomma dal sud potrebbe arrivare al nord. Insomma, situazione ancora che continua a essere piuttosto complicata. Adesso c'è la questione Pfizer dei 21 giorni, insomma dal Veneto, ma solo dall'Italia si dice si può allungare un po' questo periodo, non c'è nessun tipo di problema. Noi abbiamo ricevuto fra l'altro tantissime telefonate proprio questa mattina di persone che sono un po' così in crisi perché dicono ma finora è stato fatto a 21 giorni, adesso si sposta, ma davvero sarà insomma efficace nella stessa maniera? Guardi, lei parla con uno che ha programmato il vaccino per venerdì prossimo, avendo venerdì scorso prenotato, avendo ricevuto poi dalla regione la conferma sia da mail che con il messaggio. E quindi credo che come sempre bisogna un po' affidarci a quelle che sono le valutazioni degli organismi tecnici e scientifici. Pfizer ha fatto questo tipo di dichiarazione rispetto alla seconda dose. Da parte del comitato tecnico scientifico ne è venuta un'altra. Adesso credo che bisognerà avere chiarezza anche con l'espressione dell'EMA e dell'AIFA, cioè delle agenzie preposte, e poi dare delle indicazioni precise alla Regione affinché tutti i cittadini del Veneto che ne hanno diritto nel corso della prossima settimana sappiano che la prossima dose avviene nei 42 giorni, come quelli che l'hanno fatto nello scorso settimana già sanno, o se c'è qualche cambiamento. Però questo cambiamento deve essere fatto nei tempi più rapidi possibili. Innanzitutto per il momento mi limiterei a dire che per fortuna la campagna vaccinale sta procedendo positivamente, che questa è la condizione fondamentale perché ci possa essere una maggiore sicurezza sanitaria e soprattutto una ripresa della vita economica e sociale. Ecco, questo però insomma genera un po' di confusione fra i cittadini. Credo però che verrà fatta chiarezza, credo da parte del governo nelle prossime ore, è data un'indicazione precisa alle regioni affinché le regioni, peraltro in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, perché non è possibile che poi nelle Marche si faccia in un modo, nel Veneto in un altro, si sappia che per AstraZeneca i tempi sono questi, per Moderna i tempi sono questi, per Pfizer sono questi. Noi non possiamo neanche limitarci solamente alla dichiarazione di Pfizer, che è l'azienda produttrice. Dovremmo avere un'evidenza scientifica da parte delle agenzie interessate e quindi di conseguenza da parte del governo. Stiamo lavorando perché questo possa avvenire nel corso delle prossime ore. Ci si aspetta un'estate, si spera, un po' diversa rispetto all'anno scorso, anche se l'anno scorso tutto sommato non era andata così male da un punto di vista turistico. Sì, anche se poi abbiamo pagato molto il prezzo
le quali avevamo pensato che le cose andassero meglio tutti quanti, ci siamo liberati da quel periodo così terribile che avevamo vissuto e poi siamo andati incontro ad un'ulteriore ondata. Io penso che con una vaccinazione che prosegue, con il pass che verrà realizzato per i cittadini, con una riapertura con tutti i protocolli di sicurezza da parte delle strutture e con una ripresa anche della nostra economia, con da parte dei cittadini voglia di fare, le condizioni potranno essere delle condizioni più favorevoli e che quindi possa essere un'estate nella quale andiamo incontro sicuramente a un miglioramento della situazione complessiva, sia della nostra vita, sia della nostra tutela sanitaria, sia della nostra economia. Ecco, fra l'altro lei nominava il pass, tutti quanti si stanno un po' domandando come avverrà insomma questo pass, se verrà mandato ai cittadini, se i cittadini dovranno scaricarlo, come accadrà? Lei sa niente di questo? Ma diciamo che è ancora in corso di decisione quelle che dovranno essere le modalità per poterlo utilizzare, per poterlo mostrare, e noi abbiamo deciso di accelerare anche come Paese, però la cosa migliore sarebbe che questo avvenisse con una certa coerenza anche a livello europeo. Credo che dovrà essere individuato il modo più semplice perché un cittadino possa dimostrare di aver fatto il vaccino oppure di aver fatto essere guarito dal coronavirus oppure di aver fatto un tampone, insomma, per garantire la nostra sicurezza e quella degli altri. Diciamo che credo entro il mese di maggio verrà definita anche precisamente questa procedura. La ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi, a presto. Grazie, buon lavoro, grazie. Oggi poi è una giornata insomma particolare, anzi particolarmente movimentata a Venezia perché ci sono in corso diverse manifestazioni dei lavoratori. Noi ci colleghiamo, non so se ce l'abbiamo già al telefono, con il nostro Filippo Fois che si trova a Venezia. Buongiorno, sì, Filippo. Buongiorno Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. No, fortunatamente dobbiamo dire a Venezia ha smesso di piovere come avveniva fino a pochi istanti fa perché tutte le tre manifestazioni che si stanno svolgendo in questo momento a Venezia si sono svolte fino ad ora sotto l'ombrello. La prima, quella che ha avuto diciamo, più conseguenze immediate nel quotidiano dei veneziani, è lo sciopero del trasporto pubblico. C'è una lunga vertenza che vede contrapposti i sindacati con l'azienda del trasporto pubblico, la CTV, che fa parte di un gruppo più grosso che si chiama AVM. Diversi lavoratori sono in cassa integrazione, si è parlato di un taglio degli stipendi proprio per la crisi che sta attraversando l'azienda in un periodo in cui chiaramente il traffico è molto diminuito a causa dell'assenza di turisti. È aperto un tavolo in prefettura, oggi però diciamo, c'è stato un altro sciopero del trasporto pubblico con una manifestazione che si è svolta in Campo Manin, siamo quindi vicini a Rialto e soprattutto vicinissimi a Ca' Farsetti, per la sede del Comune di Venezia, per questo motivo è stata scelta questa sede. Poco distante però in Campo San Maurizio, che invece è più vicino alla prefettura, c'è una manifestazione dei lavoratori innanzitutto del casinò, questi sono centinaia e sono senza lavoro da parecchio tempo, senza lavoro nel senso che il casinò è chiuso oramai da mesi, ma anche più in generale tutti i lavoratori che sono impegnati nel ramo del gioco, per cui possiamo parlare anche di sale slot e affini. In quel momento in cui durante la manifestazione era aperto un altro tavolo in prefettura, per cui avevamo lasciato i lavoratori che stavano attendendo i delegati sindacali che gli avrebbero riferito su quanto accaduto. E poi la terza manifestazione, che è quella più grossa e più itinerante, visto che coinvolge più di 100 persone, è quella che riguarda l'ACC di Mel, quindi l'azienda di cui abbiamo parlato molto spesso anche nei nostri telegiornali. I lavoratori sono arrivati dal Bellunese
sono sbarcati a Piazzale Roma, da qui hanno raggiunto la sede del Consiglio regionale e da lì poi si sono spostati, io credo da quello che mi hanno detto, che siano indirizzati verso la sede della Protezione Civile di Marghera, quindi il luogo in cui il Presidente Zaia tiene le sue conferenze stampa. Filippo, ti ringrazio, grazie davvero. Ok, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Dunque un'altra notizia di cronaca che arriva dal Friuli ma che coinvolge anche il Veneto. Dall'alba è in corso un'operazione di polizia transnazionale condotta dalla squadra mobile della questura di Pordenone con il coordinamento del servizio centrale operativo della polizia e del servizio cooperazione internazionale di polizia per eseguire ordinanze di custodia cautelare in carcere con emissione di mandato d'arresto europeo a carico di 4 persone di nazionalità rumena, componenti di una banda che ha compiuto numerosi assalti causando ingenti danni con ruspe ad aree di servizio in Friuli, Venezia Giulia, in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia tra gennaio ed aprile 2021. L'operazione si sta svolgendo tra l'Italia e la Romania, anche di questo ovviamente ve ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali. Ed ora invece ci colleghiamo, la vedo già nello schermo, Federica Casagrande, buongiorno. No, buongiorno. Buongiorno, dunque con lei invece parliamo di un argomento delicato. Intanto oggi è la giornata, lo ricordiamo, mondiale della fibromialgia, ma anche la giornata dedicata agli infermieri e alle infermiere che in quest'anno fra l'altro sono stati davvero in prima linea contro questa pandemia. La fibromialgia, che è una malattia fra l'altro che è anche davvero poco conosciuta. Sì, purtroppo la fibromialgia è una malattia non ancora riconosciuta in Italia, tra l'altro, nonostante le direttive europee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io ne soffro fin da bambina e la mia lotta è per far sì che ci sia un riconoscimento da parte delle istituzioni e per far capire agli altri malati che ne soffrono, perché sono davvero tanti. Solo in Italia chi ha avuto riconoscimento per quanto riguarda la patologia si stima siano circa 3 milioni, cioè non siamo pochi, assolutamente. Quindi ho chiesto e ottenuto da varie amministrazioni comunali, non solo in Veneto ma anche in Italia, di illuminare di viola, che è il colore caratteristico della malattia, un monumento come simbolo di unione e di forza per tutti noi. È una cosa che avviene già nel resto del mondo, io l'ho solo portata in Italia e proposta ovunque. Ecco, vedo che i consensi sono molti, anche questa mattina sono arrivate tante altre telefonate all'ultimo minuto, quindi sono contenta. Il mio invito è ai malati o anche chi non è malato di andare davanti a questi monumenti e di scattare una foto, un video, comunque di testimoniare la presenza per far sì che la malattia venga conosciuta, perché purtroppo è invisibile. Sul corpo non ci sono segni evidenti che uno ha. Ecco, quali sono i sintomi? Quali sono i sintomi magari per le persone che ovviamente non lo sanno? Allora, ci sono 18 tender point sul corpo che un reumatologo, perché la diagnosi la fa un reumatologo, da individuare, e per avere diagnosi di fibromialgia devono essercene almeno 11. Io purtroppo li ho tutti e 18 e anche in maniera abbastanza grave, soffrendone da più di 20 anni. Inoltre ci sono circa 100 sintomi che la compongono, tra cui la stanchezza cronica, dolore diffuso, dolore ai piedi, problemi agli occhi, problema di secchezza, problemi di dermatiti, di intestino, di colon irritabile. Ci sono una serie di sintomatologie collegate che molto spesso vengono non ricollegate appunto alla malattia perché non dà segni evidenti. Se fosse visibile sarebbe un ematoma su tutto il corpo, tant'è che a volte con niente si fanno lividi e io stessa mi trovo segnata e mi chiedo come l'ho fatto. Poi mi ricordo, dico ok, ho la fibromialgia, probabilmente è la mia ipersensibilità, perché c'è anche un'ipersensibilità, poi c'è un disturbo del sonno, delle emozioni, delle sensazioni, è un insieme di fattori che fanno vivere un individuo male, perché tutti i giorni si deve affrontare una realtà
diversa da quella del giorno precedente. Ecco, fra l'altro mi oggi, scusi, esempio, mi scusi, stava dicendo anche lei prima, non è facile da accertare questo tipo di malattia, nemmeno a livello medico? Esatto, non ci sono degli esami specifici, bisogna trovare un bravo reumatologo che sia in grado di riconoscerla. Io stessa ci ho messo 20 anni ad avere la diagnosi, perché avendo cominciato a star male da bambina, ai miei genitori veniva detto: la bambina ha dolori di crescita, di sviluppo, è dimagrita troppo, oppure è ingrassata troppo, deve praticare più sport, oppure al contrario ne pratica troppo, quindi un'arrampicata sugli specchi. Non ci sono degli esami classici come per stabilire le altre patologie che permettono di riconoscerla. Bisogna trovarsi davanti a un bravo specialista, quindi non fermarsi al primo se la diagnosi non ci convince, ma di continuare. Io stessa purtroppo non sono seguita in Veneto, ma sono seguita a Milano, quindi ho dovuto spostarmi e non di poco rispetto a dove abito. Però non ho mollato. Sapere come si chiama quello che ho non cambia quello che io provo sul mio corpo, Certo. però almeno mi permette di sapere contro chi lotto, perché è una lotta questa, perché ci sono Certo. giorni in cui non si riesce nemmeno a camminare o alzarsi da letto, ci sono giorni in Certo. cui fanno male anche i vestiti sul corpo, quindi diventa veramente complicato soprattutto trasmetterla a chi abbiamo attorno a noi, perché non capisce, per quanto empatico possa essere, il dolore che proviamo. Certo. Sente, e la difficoltà. Io la devo fermare solo un attimo perché abbiamo proprio qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio con lei e subito Certo. dopo ci sarà, lo ricordiamo, la conferenza stampa del presidente Zaia dell'unità di crisi di Marghera. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo sempre in diretta con Federica Casagrande. Stiamo parlando di una malattia, come stavamo dicendo prima, davvero molto poco conosciuta, che è la fibromialgia. In quest'anno di pandemia, come siete riusciti a, perché già era difficile per le malattie insomma conosciute, siete riusciti in qualche maniera ad avere qualche supporto da parte medico? Allora, non è stato facile, io sono sincera, ho avuto grande supporto da parte del mio medico di base, perché non ho potuto spostarmi a Milano nonostante io abbia necessità di raggiungere il reumatologo, perché necessito di ulteriori accertamenti, perché si ipotizza che appunto ci sia un'ulteriore malattia agli occhi dovuta al collegamento con la fibromialgia, quindi sto aspettando che si smuovano un po' le acque per affrontare il viaggio, anche per questioni insomma di sicurezza. Io ho fatto il vaccino, ho già fatto anche la seconda dose, però preferisco aspettare per ogni evenienza, perché sono già un soggetto fragile, in che ho un'altra malattia, appunto il morbo di Crohn, l'intestino, quindi la situazione è un po' più complicata rispetto a quella che può essere data da una sola singola patologia. Ecco, lei sa più o meno quante sono le persone affette da questo tipo di malattia? In Italia e magari nel Veneto? Nel Veneto non ho dati precisi, devo ammettere questa mia mancanza. In Italia siamo sui 3 milioni, non siamo pochi, non siamo pochi. Cioè tanti? Il problema è che sono tanti, 3 milioni di persone, eppure è ancora poco conosciuta? Sì. Non è riconosciuta e chi ha il potere di riconoscerla non so cosa stia aspettando. Tant'è che 2 mesi fa so che in Regione Veneto hanno affrontato l'argomento ed è stato votato il non riconoscimento, purtroppo, quindi aspettiamo. Io faccio un appello a chi ha il potere, a chi di competenza, anche al mio governatore, al nostro governatore Zaia, di smuovere qualcosa, perché non siamo malati invisibili, non siamo malati di serie B, soffriamo e molto spesso purtroppo c'è chi non ha nemmeno la possibilità di accedere alle cure o ai farmaci perché sono costosi. Senta, se appunto lei l'appello lanciato a Zaia, in questa giornata che cosa si sente di dire, in questa giornata particolare che è la giornata mondiale? Beh, mi sento di dire ai malati che non siamo soli, perché siamo in tanti, è brutto da dire, però siamo in tanti
e dobbiamo aiutarci l'un l'altro, quindi io sto cercando di aiutare gli altri e me stessa con le illuminazioni e ringrazio davvero tanto le amministrazioni che hanno accolto la mia richiesta e soprattutto poi anche il passaparola che sta nascendo sui social, perché ci sono molte condivisioni e le persone hanno capito il vero scopo del mio messaggio, che è fare bene, quindi posso solo essere contenta di questo, anche se d'altro canto c'è una piccola pecca, che c'è qualcuno che sta provando a sfruttare le illuminazioni per fini politici di partito ed è sicuramente una cosa che non fa onore a queste persone, perché sfruttare una malattia non è una bella cosa. Noi siamo malati, siamo persone e la viviamo sulla nostra pelle, non siamo merce di scambio politica. Certo. Quindi io ringrazio solo chi giustamente ha il potere di dire sì, illumino il mio comune per far conoscere la malattia solo per scopo benefico. Ecco, l'appello è anche questo, insomma, che anche le istituzioni comuni, così come possano, insomma, accendere e colorare. Sì. Sì, sono tantissimi, anche questa mattina in tanti mi hanno chiamato, ho ricevuto altre 6 telefonate questa mattina, quindi dalla Sicilia al Veneto, dalla Liguria, veramente ovunque, quindi ci sarà un'Italia viola ed è un messaggio che per tutti quelli che soffrono non è da poco, perché è la prima volta che accade. Grazie davvero, grazie e insomma speriamo davvero che le istituzioni possano accogliere il suo appello. Grazie davvero. Speriamo. Grazie. Speriamo, grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie. E torniamo a parlare di sanità perché ad esempio il modello adottato in questi mesi ha funzionato e ci ha consentito di affrontare la seconda e terza ondata senza un lockdown generalizzato, ma con specifiche misure territoriali. Ora, nella nuova fase caratterizzata dal forte avanzamento della campagna di vaccinazione e dai miglioramenti dovuti alle misure adottate, lavoriamo con l'Istituto Superiore di Sanità e con le regioni per adeguare il modello, immaginando una maggiore centralità di indicatori quali l'incidenza e il sovraccarico dei servizi ospedalieri. Lo ha dichiarato proprio oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza nel suo intervento nella riunione con le regioni. E continuiamo a parlare di sanità. Sulla sanità ci sono state polemiche inutili. La mortalità nella nostra regione è la più bassa del nord Italia. A dirlo è il direttore generale della sanità Luciano Flor, che numeri alla mano dimostra come non ci sia un caso Veneto. Vediamolo. Abbiamo avuto polemiche inutili. La macchina del servizio sanitario regionale, che ha 60.000 operatori nella sanità, ne ha altri 30.000 nelle case di riposo. Si sono fatti 4. Luciano Flor è diventato direttore generale della sanità del Veneto nel dicembre del 2020, in uno dei momenti critici della pandemia, e rivendica con decisione l'impegno di un'organizzazione sanitaria che ha compiuto e sta compiendo uno sforzo immane in un'area come il nord Italia, tra le più colpite dal coronavirus. Se noi prendiamo l'Emilia Romagna, la Liguria, il Piemonte, la Val d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto, sono 8 regioni. Sono le 8 regioni, le sole 8 regioni che hanno mortalità superiore al 0,20%. Di queste 8 regioni la mortalità più bassa ce l'ha il Veneto, che ha 0,22%. Non serve fare studi o pubblicare studi o fare ricerche. Dividi la popolazione per i morti, ai morti ogni 100.000 abitanti. Se questi sono i dati totali, secondo Flor non è corretto parlare di un caso veneto nei decessi in una vicenda complessa come l'incidenza di una pandemia che si muove con modalità di cui non c'è ancora completa certezza. Che il Veneto abbia avuto l'ondata a novembre e dicembre e qualche regione confinante l'abbia avuta 2 mesi prima o 2 mesi dopo, come me lo spiega chi sa tutto? Noi abbiamo oggi metà ricoveri di molte regioni italiane, Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, la stessa Emilia Romagna, la Toscana, sono martorizzate anche oggi rispetto a noi, pur in calo di incidenza.
Dunque queste le parole di Flora. Intanto siamo in attesa della conferenza stampa del presidente Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Stiamo vedendo che stanno organizzando, dovrebbero mancare pochi minuti all'arrivo del presidente, probabilmente parlerà anche, come vi avevo anticipato prima, dell'arrivo del generale Figliuolo domani nel Veneto, fra le tappe anche Venezia e Marghera, e quindi si saprà insomma il programma del generale. Un'altra notizia di cronaca, oggi è una giornata dove la cronaca purtroppo non manca, e sempre nel Trevigiano, perché a Pieve di Soligo c'è stato un assalto ad un bancomat, un furto aggravato ai danni di uno sportello dell'Istituto Banca Prealpi, con l'innesco di un'esplosione con polvere pirica. I danni sono ancora da quantificare e le indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Ci spostiamo a Padova, siamo sempre in attesa ovviamente del presidente Zaia e prenderemo subito la linea appena lo vedremo sedersi in conferenza. Non so se si sta muovendo qualcosa o meno, siamo in attesa ancora. Intanto parliamo di Padova, che è verso la conferma della candidatura a patrimonio dell'umanità. Arriva il primo via libera dall'organo tecnico dell'UNESCO, quindi vediamo il servizio e poi ci colleghiamo con l'unità di crisi. Il primo via libera è arrivato. ICOMOS, l'organo tecnico a cui UNESCO delega la valutazione sui patrimoni dell'umanità, ha espresso un giudizio positivo sull'Urbs Picta di Padova, il ciclo di affreschi del Trecento, che include la Cappella degli Scrovegni dipinta da Giotto, il Battistero del Duomo di Giusto dei Menabuoi e la cittadella antoniana con l'oratorio di San Giorgio e gli affreschi di Altichieri da Zevio. Un giudizio tanto atteso da Padova, che ha subito rallentamenti a causa della pandemia. Ora il passo successivo per suggellare la candidatura padovana riguarda il giudizio del Comitato Internazionale dell'UNESCO, che si riunirà online dal 16 al 31 luglio. Nel frattempo grande soddisfazione è stata espressa sia dalla Regione Veneto che dal Comune di Padova. Padova è stata promossa a pieni voti. Questo vuol dire che noi, come abbiamo sempre sostenuto, abbiamo portato avanti come città, come insieme di attori istituzionali, associativi, una candidatura che è stata riconosciuta degna di ottenere il sigillo riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità. Non è mai accaduto nella storia, sono solo 2 casi che dopo un giudizio così positivo di primo grado dell'organismo tecnico, il comitato politico istituzionale potesse cambiare parere. Se verrà confermato anche con il secondo giudizio, con gli affreschi di Padova, il Veneto si confermerà la regione italiana con il maggior numero di siti riconosciuti patrimonio UNESCO, ha detto il governatore Luca Zaia. ICOMOS, nell'assegnare il giudizio positivo, si limita ad alcune raccomandazioni, come un ampliamento del piano di gestione, e chiede la modifica della denominazione del sito da Urbs Picta al più consigliato e dettagliato cicli di affresco del XIV secolo a Padova. Dunque avete sentito, siamo in attesa, vedo già dei movimenti dall'unità di crisi. Il presidente dovrebbe arrivare a momento anche per dare, come al solito, il bollettino regionale dei contagi, quindi vedere com'è la situazione nel Veneto, la curva, se i contagi continuano a diminuire, com'è la situazione anche dei ricoveri. Abbiamo visto in questi giorni insomma qualche problema per i contagi, ma insomma una curva che tutto sommato era sotto controllo, anche se lo ricordiamo l'R-Conti nell'ultimo periodo era aumentato, ma come abbiamo sentito anche dal ministro Speranza tutti i parametri per spostarsi poi da una fascia ad un'altra, dall'arancione alla bianca o alla rossa, insomma saranno cambiati, la decisione sarà anche a breve, per cui si capirà che cosa accadrà anche per il Veneto, perché eravamo vicini poco tempo fa alla fascia arancione, se fossero rimasti poi quei parametri che già conosciamo bene con l'R-Conti A1. Dunque attendiamo proprio l'arrivo del presidente, che ci spiegherà anche questo, oltre, come detto, dell'arrivo del generale Figliuolo domani nel Veneto e del suo
suo viaggio in alcune città venete, e vedremo poi che cosa e dove andrà il generale assieme al presidente Zaia, che noi ovviamente seguiremo passo dopo passo. E vi ricordo anche la notizia con cui poi abbiamo aperto l'assalto in villa, una rapina in una villa di Silea. L'imprenditore era assente, ma c'erano 2 ospiti dell'imprenditore. Uno è stato picchiato con un arnese in ferro e un 67enne fortunatamente non ha avuto bisogno di cure mediche, ma su questa rapina sembra che i 2 malviventi che erano mascherati con una mascherina non fossero scappati senza prendere nulla. Ovviamente ci sono le indagini da parte dei carabinieri. L'altra notizia importante, insomma, da parte dei carabinieri era quella dello sfruttamento di alcuni stranieri da parte di 2 cittadini pakistani che sono stati arrestati. Vi ricordo che il provvedimento era stato messo dal GIP del Tribunale di Treviso su richiesta del sostituto procuratore Andreatta. Le indagini sono state svolte tra ottobre e febbraio scorsi dopo una serie di controlli in aziende agricole della provincia di Treviso, di Pordenone ma anche di Udine, e hanno portato alla scoperta di un'impresa agricola con sede legale a Cessalto che reclutava, come vi dicevo, cittadini pakistani da impiegare come manodopera per lavorare presso aziende del territorio in regime di sfruttamento. Il titolare dell'azienda si occupava dell'impiego dei lavoratori nelle aziende agricole, mentre un suo collaboratore li reclutava e li trasportava nei luoghi dove venivano sfruttati, approfittando dello stato di bisogno e della situazione di vulnerabilità dei lavoratori. I 2 versavano loro meno della metà della paga prevista dai contratti regionali e nazionali. Imponevano ogni mese inoltre un pagamento di 100 euro per un posto letto all'interno dei locali in pessime condizioni, di 50 per un pranzo. Insomma, un vero e proprio sfruttamento. Nel territorio erano stati forniti i dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, non erano stati forniti, scusate, i dispositivi e nemmeno per la protezione dal Covid-19, quindi nemmeno le mascherine. Alloggiati con sistemazioni precarie, prive di riscaldamento, con muffa, finestre e infissi danneggiati e servizi igienici del tutto inadeguati, venivano svegliati alle prime luci dell'alba e accompagnati nelle aziende agricole dove lavoravano guardati a vista fino a tarda sera. Il minor prezzo offerto sul mercato veniva assicurato infine anche grazie al mancato versamento dei contributi previdenziali riconosciuti solo ad una minima parte dei lavoratori impiegati. Questa notizia ovviamente poi vi daremo ulteriori notizie, ulteriori informazioni su questo sfruttamento nel corso ovviamente sempre del nostro telegiornale di questa sera a partire dalle 19:30. Io continuo a vedere i movimenti nell'unità di crisi di Marghera, dove dovrebbe arrivare a momenti il presidente Zaia insieme all'assessore Lanzarin per fornire subito il bollettino regionale dei contagi. Non so se riusciamo a parlare anche di altro prima di arrivare al presidente Zaia, che continuo a vedere. Lo tengo monitorato, appena lo vediamo sedersi cediamo la linea a lui. Intanto parliamo anche di un altro fatto che sta accadendo e ne abbiamo parlato anche con Martella prima. Le agenzie di viaggio allo stremo, poche sono ancora le certezze sul pass vaccinale, l'abbiamo sentito prima, dovrebbe arrivare, non si sanno ancora le modalità, ma dovrebbe arrivare per chi ha fatto le 2 vaccinazioni. Tra le richieste di prenotazioni mete nazionali in primis e il Regno Unito, dove i 2/3 della popolazione è immunizzato e quindi la gente si aspetta di capire per poter viaggiare che cosa si può fare, che cosa non si può fare. Sentiamo in questo servizio l'appello anche delle agenzie di viaggio, poi se vediamo il presidente Zaia ovviamente cederemo la linea all'unità di crisi.
Per ora viaggiare rimane un sogno, la voglia di partire c'è, ma la diffidenza è ancora tanta. A dimostrarlo le centinaia di richieste di preventivi che stanno arrivando nelle agenzie di viaggio. Una confusione che regna sovrana anche tra gli addetti ai lavori, che non hanno ancora ricevuto, in merito all'utilizzo del Green Pass ad esempio, alcuna linea guida. Non ci è arrivato nulla, noi viviamo alla giornata ricontrollando sempre costantemente tutte le informazioni, entrate e uscite dei paesi, quarantene, non quarantene, tampone, non tampone, le compagnie aeree cosa richiedono, perché poi ogni compagnia richiede ha delle determinate regole, non tutte sono uguali, non tutti i paesi sono uguali. Agenzie di viaggio destinate a diventare anello di congiunzione tra clienti e compagnie, a sostituirsi talora per accelerare i tempi anche alle ULSS. E dico che già lo siamo in realtà, perché siamo già noi che mettiamo il codice del tampone dentro il biglietto, quindi sicuramente sarà da inserire anche un Green Pass. Ci sono da ottenere tutte delle autodichiarazioni per entrare nei paesi, non sono così semplici da compilare, da inviare, quindi diciamo che i clienti comunque si affidano all'agente di viaggio, in questo momento sono disorientati. Tra i preventivi più richiesti, quelli con destinazione Regno Unito, dove 2/3 della popolazione è già immunizzato con il siero AstraZeneca, privilegiati anche i confini nazionali con scelte di prossimità per aiutare l'economia locale. Qualche prenotazione di verità per qualche paese europeo è arrivata, o vale soggiorni mare, diciamo quindi la Spagna o la Grecia, o qualche prenotazione per il nord Europa che magari pensano sia meno affollato, che ci sia meno possibilità di assembramento, di fare una vacanza, voglio dire, un po' più green, un po' più distanziati. Dunque avete sentito ovviamente, eccolo qui, il presidente Zaia, lo vedo, si sta sedendo, quindi cedo la parola all'unità di crisi. Scusate il ritardo, ma... Ricordati dopo questo. Okay. Grazie, perché oggi è la giornata mondiale della fibromialgia e dopo magari l'assessore dà due notizie e spieghiamo anche perché c'è fiocco viola. Inizierei subito con il bollettino. Sono 5.170.000 tamponi molecolari. E i rapidi non ce li abbiamo oggi? Abbiamo il complessivo, quelli 27.000, solo il giornaliero non hanno, Sì, non c'è, insomma sono 27.433 rapidi, sommati a quelli di ieri si danno anche il totale generale. 493 positivi, su 45.039 tamponi, 1 di incidenza, 1,09. Quindi incidenza più bassa insomma nella storia che abbiamo avuto fino adesso durante le infezioni. Quindi 493 positivi, 45.039 tamponi, 1,09. I positivi dall'inizio sono 418.637. I positivi ad oggi, ovviamente non avendo grandi ingressi di positivi, calano sempre di più, 17.635. In ospedale abbiamo 41 ricoverati in meno, 1117, ci abbiamo verso i 1000 ricoverati. I 41 in meno sono così distribuiti: 979 in area non critica, meno 31, 279, ma scusatemi, mi sembrava alto 279, ma cosa è successo? 138 in terapia intensiva, meno 10. Beh, insomma, un bel bollettino oggi, no? Se continua così, bene. Quindi 138 in terapia intensiva, meno 10, 979, meno 31. Ovviamente le terapie intensive, sempre nell'ottica della massima informazione, sono 138 Covid, più 279 non Covid. Totale dei morti più 18 nelle ultime 24 ore, 11.460. Successo.
dimessi 21.103. L'augurio alla signora Bernardina Ziglio di Mussolente, che oggi fa 102 anni. Siamo pieni di centenari, tutti vaccinati, vi ricordo 96,2% di adesione sopra gli 80 anni. È stata le ultime 24 ore, noi abbiamo fatto 32.000 tamponi, scusatemi, vaccini, e li abbiamo finiti. Anzi, potrei dirvi anche un segreto, così qui tra 4 amici, che i vaccini che stiamo facendo virtualmente sono frutto dell'ingegnosità veneta che estrae 7 dosi dal flacone, quindi stiamo facendo la 7ª dose sostanzialmente, che in teoria non ce l'avremmo, perché se fate monte vaccini, monte flaconi, moltiplicate per una dose in più che ricaviamo, e ne viene fuori che possiamo farci un paio di giornate vaccinali. E siamo a 2.120.414 vaccini fatti. Oggi io dico semplicemente che abbiamo avuto le riunioni stamattina, poi c'è stato più di me, c'è stato l'assessore, perché io ho partecipato e dopo ho dovuto andare all'inaugurazione a Castelfranco del nuovo robot di chirurgia, che è una gran bella operazione, fra l'altro allo IOV di Castelfranco, all'Istituto Oncologico Veneto, presso l'ospedale di Castelfranco. Ma vi dico che rispetto alla modifica dei parametri ci siamo andati ancora qualche giorno. È stata una richiesta anche nostra, in maniera tale che dalla volta di domenica a lunedì si chiuda. La voce che ho portato questa mattina alla riunione con i colleghi è quella di dire che comunque siamo entrati di fatto in uno scenario nuovo. Cioè oggi non abbiamo uno scenario normale, quello che conoscevamo, ma abbiamo uno scenario nel quale abbiamo le vaccinazioni. Quindi capite che anche l'eventuale contagiato non rappresenta più una spia rispetto a una popolazione, ma è una spia rispetto a una parte di popolazione. E quindi i temi di passaggio di zona, di incidenza, abbiamo chiesto che ci siano sempre più automatismi, ma che ci sia il buon senso di capire che non possiamo, perché se tu passi da 1 o 2 contagiati a RT è 2, se passi da 100.000 a 200.000 RT è 2, ma la storia è diversa. E soprattutto saremo davanti molto probabilmente anche alla necessità che abbiamo proposto di avere una dotazione di screening di base, che faccio un esempio, ma solo un esempio, 100 tamponi ogni 100.000 abitanti o 200 tamponi o quello che sarà, di base, a prescindere che ci sia l'infezione o no, in questa fase diciamo di limbo, in modo tale che si vanno a colpire le popolazioni target, possono essere le commesse dei supermercati, cioè quelli più esposti, continuare negli ospedali, nelle case di riposo, qualche comunità, le scuole, i famosi luoghi sentinella, per capire se c'è ancora una circolazione del virus e se c'è, che entità ha. Però questo deve essere parametrato agli abitanti, perché sennò come facciamo a paragonare l'incidenza di una regione? Ve ricordate il dibattito sui tamponi vecchio, no? E noi dicevamo avevamo tanti positivi, sì, ma facevamo anche tanti tamponi. Quindi l'incidenza deve essere parametrata a questi parametri, ovvero quelli di fare tamponi, diciamo, di routine, no? Di diventare, deve essere una roba di supporto che tu fai per avere uno screening e un monitoraggio. Guardate, noi con le vaccinazioni stiamo andando avanti tanto. Cominciamo ad avere slot liberi dei 50-59, siamo fiduciosi nel chiudere i 50-59 con una buona performance, direi sopra il 65%, spero, anzi si farà. Di certo non stiamo aspettare chi non arriva. Allora, il tema è questo, c'è dibattito, abbiamo over 80, sostanzialmente sono arrivati a farli quasi tutti. Gli over 70 hanno performato bene, sono quasi all'80%, sono al 76%, vi do il dato esatto così non ci sbagliamo, 82%. E over 80? 97. È cresciuto rispetto a ieri, io avevo 96,2 ieri. Gli over 60 sono 61,8, ma con le prenotazioni e tutto sono un 70% arriviamo. Sugli over 50 anche lì ci arriviamo, 65 dovremmo arrivarci. Allora noi non possiamo tenere slot liberi, considerate che abbiamo già un contingente per i vulnerabili, i fragili che non stanno, e lì abbiamo degli slot liberi ma che non è che vengono aggrediti. Allora cosa dico? Faccio appello ai cinquantenni,
oggi vado a vaccinarmi, mi sono prenotato. Quindi se qualcuno avesse intenzione di... chi ha deciso di non vaccinarsi è chiusa lì, ma se qualcuno sta ancora pensando quando mi prenoterò, quando farò, lo faccia, perché vi avviso che da lunedì noi apriamo i quarantenni e la partita è chiusa, nel senso che poi ti puoi vaccinare ancora, ma ti metti in coda con una popolazione di 700 e quanti sono? 799. No, i cinquantenni 6,99, no 7, vabbè, insomma quello che è 6,99, 7,99, 800. Sì, 50, 7,99. no, i quarantenni io dico, adesso ve lo dico, sono 742.052 e i cinquantenni sono 7,99. Allora capite che dal lunedì c'è questa possibilità. Anche qui l'appello ai 40-49, ovviamente troveranno slot in agenda che non saranno, probabilmente ci sarà anche magari qualche posto già da lunedì, martedì eccetera, ma avranno modo comunque di fare le prenotazioni nei giorni successivi fino ad arrivare ai primi di giugno, metà giugno, quello che è. Evitiamo di farci prendere dal panico lunedì, lo dico ai 40-49 anni, evitiamo di farci prendere dal panico. Se tutti si riverseranno, noi apriremo le agende, si riverseranno contemporaneamente, avremo un'ora e mezza di casino. Evitiamo di chiamare il call center perché non è che fanno i miracoli o le benedizioni, e come ho visto, l'ho provato sulla mia pelle venerdì, alle 4 non sono riuscito a prenotarmi, però alle 6 ero prenotato, insomma non sono stato le 2 ore, ho lasciato stare e ho riprovato subito dopo. E sapete come ho fatto? Quando ho cominciato a vedere molti che mi mandavano il messaggio, mi sono prenotato, mi sono prenotata, e ho detto allora adesso si è riaperto il sito e quindi via. Quindi dal lunedì i 40, prego? Assoluto. No, non ho perso tempo. Da lunedì 40-49 anni, ovviamente seguendo sempre il criterio dell'età, nella certezza di mettere in sicurezza, diciamo in maniera proprio estrema, questa ultima fascia d'età. Dopodiché io ci vedo dopo solo una possibilità, che è quella di cominciare a allargare a chi vuole vaccinarsi, punto. Però insomma in questa fase 40-49 ci sta tutta, insomma ci sta. Ovvio che intanto completiamo. Considerate che vi do un dato, nelle nostre agende aperte per tutte le fasce d'età, per tutte le categorie, oggi nelle agende ci sono 200.000 posti liberi. Fra l'altro vi do un dato, ieri noi siamo partiti dal 1° di aprile, vi ricordate le battute? Non funziona il sito perché il 1° di aprile è uno scherzo, sì, non funziona, lo dico ai burloni. Sapete ieri quante prenotazioni abbiamo fatto ieri? La milionesima. 1 milione di prenotazioni fatte col sito ieri. Ieri è scattato la milionesima prenotazione, quindi il sito ha funzionato. Niente. Ormai non si vince più niente, perché poi se dico, se già con l'uovo mi hanno detto no, sbagli, non si può fare la lotteria con le uova perché dopo c'è un problema di legalità. Vabbè, insomma, ci è andata bene, 30.000 euro li abbiamo donati a Don Dante Carraro per il QAM. E Don Dante a noi aveva donato, abbiamo restituito la donazione i respiratori, per cui gli ho detto guarda, ti restituiamo il mal tolto o il ben tolto, e quindi abbiamo fatto una patta, ma lui non chiedeva niente, ovviamente ho voluto io dare questo segnale, d'accordo con l'acquirente dell'uovo, fra l'altro. Quanti respiratori vi ha dato? Mi sembra fossero 3 respiratori allo Schiavonia, guarda, nella mole dei tanti donatori mi ricordo che ci diede, tanto vero che quando mi chiamò disse Don Dante, cioè, ti occupi dell'Africa, cioè vieni, non togliere risorse, ce la facciamo lo stesso, no, ho detto, noi vogliamo essere presenti anche noi come veneti in Veneto, e poi quando c'è stata l'occasione dell'uovo ho fatto in modo che insomma si pareggiasse la partita. Prego. Allora, Tosato, Guidone, per ora. Dopo io vi lascio con l'assessore che vi dà anche magari un po' di più informazioni complete sulla riunione. Vi parla della fibromialgia, io tento di salire al volo, di dedicare 10 minuti, un quarto d'ora ai lavoratori dell'ACC, che non sapevo fossero qui oggi perché io mi ero accordato per vederli venerdì mattina, ma a questo punto li vedo oggi, però siccome sono tiratissimo con i tempi oggi,
perché poi è una videoconferenza, vedo di salire quanto prima e di incontrarli. Bene. Vado veloce così magari... Sì, grazie. Intanto appunto sui lavoratori della CC mi pare che abbia già detto, no? Loro non reclamavano, ma chiedevano con forza un incontro con lei perché sono molto preoccupati, dicono che questa vertenza non si sblocca, che non ci sono segnali positivi, temono un precipitare della situazione, chiedono che si apra formalmente un tavolo in regione e hanno dei dubbi anche circa l'azione condotta da Veneto Sviluppo, dicono che non gli risulta che si stia attivando veramente. A questo punto non facciamo neanche più l'incontro, mi ha detto tutto te. Io rispondo. Ho sentito quello che diceva. No, guardate, intanto che non passi l'idea che io non voglio incontrarli, perché l'ho detto qui in conferenza stampa che li incontro volentieri. Quindi non serve far presidio per essere incontrati, primo. Tanto ero che ero rimasto d'accordo, ieri sera l'assessore ha detto guarda, potremmo tentare di fare venerdì. Sono qui oggi, ben volentieri, nel limite dei miei tempi li vedo e affrontiamo il problema, cioè, senza nessun problema. Su questo, perdoni se insisto, sì. Ma si continua a dire da fonti sindacali che ci sarebbe un contrasto tra ministro e vice ministro allo sviluppo economico che sta danneggiando l'andamento di questo tentativo di salvataggio. C'è qualcosa? Non ne so niente, io ho fatto il ministro e so che il ministro è il ministro, punto. Bene. Parliamo un attimo dei vaccini. Due spunti, uno l'ha detto lei e mi ha incuriosito: come siete riusciti a estorcere la settima dose? Con la precisione. Con la precisione. No, da mo' qualcuno, adesso tutti. Nel senso, con la precisione. Bisogna specializzarsi anche nella settima dose. È un lavoro certosino. Facciamo un numero totale di quante, da fare rapporto? Non te lo so dire, so che noi facciamo adesso senza, come si vede, generalizzare, ma sono le settime dosi, cioè noi abbiamo investito sulla storia delle settime dosi. Siringhe di precisione, tecniche, queste cose qui, insomma. Esatto. Perché mi guarda comunque? No, basta così. Cioè. Ultima cosa, sempre in tema di vaccini. Gli intervalli tra prime dosi e richiami. Sì. Il direttore di Pfizer Italia ribadisce che per loro devono trascorrere 21 giorni, non di più. No, lo dico anche per le persone. No, ma abbiamo visto le dichiarazioni, Filippo. È una discussione che riguarda il mondo scientifico, di certo non noi che siamo qui a organizzare la vaccinazione. Guarda, quando ci hanno detto 21 giorni, per noi sono stati 21 giorni, quando ci hanno detto 42 sono 42, quando ci hanno detto sotto i 60 era sotto i 60 AstraZeneca, poi ci hanno detto sotto e sopra i 55, sotto i 55, poi sopra i 60, noi ci adeguiamo a quello che ci dice il mondo scientifico. Sì, non sono scelte discrezionali. No, per carità, certamente no, ma il vostro referente preciso che è? Cioè per voi fa testo quello che dice? Cioè direttamente al Ministero, cioè, per il tramite dei suoi organismi che sono il Comitato Tecnico Scientifico. Sì. Cioè circolare, cioè non è... Cioè, no, attenzione che non sono aggiustamenti che facciamo noi. No, certamente. Peraltro devo dire che ci sono state due fasi, una prima fase in via emergenziale in mancanza di vaccini, diceva, dopodiché fu adottata solo dal Trentino, se non ricordo male, roba di 20 giorni fa. Poi è comparsa una circolare e diceva fatelo a 42 giorni. Sentite, io non sono uno scienziato, però la prima... Ho visto le curve di Pfizer e degli altri vaccini. La prima fase dà un plateau di risposta anticorpale che non è eccessivo. Poi arriva la seconda fase. Abbiamo conosciuto questo dibattito. AstraZeneca, per dire, prima aveva un richiamo molto più ravvicinato, poi si sono accorti che dilatando il richiamo c'era più risposta anticorpale. Per Pfizer sarà il contrario, non lo so, ma questa è roba da mondo scientifico. Per adesso si procede con l'indicazione. C'è una circolare, 42 giorni. 42 giorni. La ringrazio. Prego. Guidone Vanzan Nicolussi.
Mosca. Sì, buongiorno. Volevo chiederle questo, una volta che saranno completati i quarantenni, voi continuerete a utilizzare il criterio delle decadi oppure pensate di poter cambiare con quelli che rimangono? Guarda, io mi sono confrontato con il generale Figliolo anche ieri, ne abbiamo parlato, voi sapete che abbiamo un ottimo rapporto con il generale, ma attenzione che la vaccinazione in Veneto è organizzata dai veneti, cioè non è che, però è giusto che ci sia, come si dice, un coordinamento nazionale, no? Non è che, se no torniamo al vecchio sistema che uno vaccinava i ragazzi e un altro correva a vaccinare altre categorie, cioè è bene che ci sia uniformità, così evitiamo dibattiti inutili. Sicuramente sarà oggetto di dibattito, ma io penso, ma questa è una mia personale posizione, penso che arrivati ai 40 anni, uno dice dal punto di vista sanitario e di rischio clinico, si sa che insomma gli under 40 non è che ci hanno riempito le sale, le terapie intensive piuttosto che le aree non critiche, quindi a quel punto diventa equa l'offerta a tutti, no? Io la vedo così, dopodiché discuteremo, però pensare ad andare a fare i 30-39 forse è meglio magari cominciare anche a pensare a categorie, il turismo, i lavoratori, cioè chi è più esposto, chi è meno esposto, andare sull'esposizione magari, no? Ecco, poi volevo chiederle, per quanto riguarda i fragili, i caregiver, conviventi, eccetera, sono categorie sostanzialmente completate o ci sono ancora piccoli numeri? Ci sono buone percentuali, però le slot ce ne siamo sempre aperti per loro come categoria, però non c'è più sto sovrassalto della diligenza. Voi me lo state confermando perché non fate più domande di ma ha provato, non riesce a vaccinarsi, non capita più perché ormai ci sono gli slot, voi fate una prova, forzate, fate una forzatura e vedete che vabbè, ovviamente se vi siete vaccinati non potete più forzare, ma se trovate un codice fiscale e forzate vedete che funziona. Ho capito. Un'ultima cosa, se ci sono delle novità rispetto a quello che è stato detto fino ad oggi a proposito della vaccinazione nelle aree turistiche. No, ad oggi no. Considerate che anche qui, ne parlavo col generale Figliolo, cioè con le forniture che abbiamo oggi è impossibile pensare di affrontare un tema come questo se non dopo aver vaccinato categorie importanti come quelle che sono in vaccinazioni oggi. Cioè, considerate che quando tu fai 40, da over 40, che dentro una bella fetta di operatori di tutti, cioè, immaginate che non stai vaccinando gli under 40, ma tutti quelli che lavorano in un'impresa turistica e hanno più di 40 anni li hai già fatti. Grazie. Van Zan? Buongiorno. Buongiorno. Sui richiami di Pfizer e Moderna, Pfizer 21 è passato a 42, Moderna 28 è passato a 42. Il Veneto si è avvalso della discrezionalità concessa dal Ministero, massimo 42 giorni, cioè scusate, massimo 6 settimane, giusto? Sì, sono 42 giorni. Esatto, sì. 6 per 7 42. Sì. C'è una discrezionalità tra ULSS e ULSS? No. Perché a noi risultano ULSS che fanno 42 giorni e ULSS che ne fanno 30. Allora, hanno giurato stamattina in riunione che non è così. Quindi... Abbiamo però i certificati di persone che si sono trovati con 35 giorni, fortunati loro, a Padova. Vabbè, ma 35 giorni può essere accaduto per tutta una serie di motivazioni, ma no, cioè sarebbe, se ce ne date uno, capiamo anche se c'è una motivazione, non lo so, magari uno ha chiesto di poter, cioè l'eccezione ci può essere, se c'è... Abbiamo dato 49 giorni. Saranno, cioè non è, cioè, se uno lo fa anche a 35 o a 43, 44 non è che cade il mondo. Però se la regione dà un input deve essere quello, se non sì, ma io sono d'accordo, l'ho detto anche stamattina in riunione, però il dottor Fortuna di Padova ha detto che lui non risulta, quindi... Porteremo certificati, il mio per esempio, se no le cose. Ma tu hai fatto 49 perché? Non lo so. Ma è anche strano che tu sei riuscita a farlo a 49 perché la norma del 42 è di una settimana. Io ho fatto la prima dose il 9 marzo. Sì. La seconda? Di cosa? Pfizer. Pfizer. La seconda dose ce l'ho il 26 giugno.
I miei colleghi... Ah, ti hanno fissato? Non è che l'hai fatta la seconda dose? No, l'ho fissato a 49 giorni. I miei colleghi gliel'hanno fissata chi a 30, chi a 32, chi a 29. No, ho capito. Si tratta di capire sta roba. Guarda, stamattina io l'ho chiesto proprio in riunione, quindi il dottor Fortuna, ve lo ripeto, ha detto che non è possibile, quindi sarà lui a rispondere adesso al fatto. Ma qui parliamo anche di usi diversi, mi scusi Presidente. No, siccome chi mi ha fatto la domanda ha parlato di Padova. No, Padova, Treviso, c'è anche un collega per esempio a cui è stato mandato un SMS con la data del richiamo dicendo però devi iscriverti sul portale, e lui ha provato 3000 volte e il portale glielo rifiuta dicendo che lui non è previsto, e però se gliel'ha mandato l'SMS. Ma chi gli ha mandato l'SMS? Adesso per privacy non ti posso dire il nome del collega, però l'SMS è stato mandato dall'USL Marca Trevigiana e lui non riesce a prenotarsi. Quindi per carità può succedere che in una campagna... Scusate, ma noi non abbiamo la prenotazione della seconda dose. Però gli è arrivato sul cellulare, ieri me l'ha fatta vedere. Fateci avere questo messaggio. Sì, va bene. Sì. Assessore, ve lo chiedo apposta perché poi, ripeto, tra colleghi ci siamo confrontati perché abitiamo tutti in città diverse, abbiamo tutti USL diverse, ognuno di noi è stato dato con lo stesso vaccino un richiamo con giorni diversi. Sì, ho capito, però non potete neanche dare uno spaccato della macchina che fa per carità, è un esempio, Presidente. Allora, mandateci invece questo messaggio. Va bene. Perché è strano, sapete perché? Perché non c'è un software che sostiene sta roba qua. Cioè, magari è un messaggio impazzito, non so cosa sia successo. Glielo manderemo? Sì, se me lo mandi almeno lo verifichiamo. Allora, eravamo rimasti ancora alla Vanfan, giusto? Sì, devo ancora finire. Prego. Quindi Presidente, riassumendo l'indicazione per tutte le USL 42. 6 settimane. Sì. A meno che non ci siano indicazioni differenti dal Ministero, va bene. Sì, dopo se uno, perdonami Ada, viene convocato al 40° giorno, al 39° per un fatto di economia dei lavori, mi sembra logico che va bene lo stesso. Per capire, Presidente, se c'era un'indicazione univoca per tutto il territorio. C'è una circolare. Va bene. Seconda cosa, ieri su Oggi abbiamo riportato nei giornali la notizia che ci saranno delle dosi di AstraZeneca che arriveranno da altre regioni. Il commissario ha appena diffuso una nota stampa in cui da un lato smentisce, dall'altro però conferma che effettivamente ieri ne avete parlato e che a cura della struttura commissariale ci sarà una compensazione tra vaccini non utilizzati da alcune regioni. Ci può spiegare? No, allora la notizia che noi abbiamo ieri avuto promesse di vaccini non è vera. Io c'ero in riunione, quindi non è vero, il commissario dice la verità. Chi ha diffuso sta notizia qua lo ha fatto semplicemente per far bella figura con qualcuno di voi. Perché ieri, vi dico io qual è stato il discorso. Il discorso è stato di dire valutiamo i magazzini di chi ha magazzino e verifichiamo nel rispetto se c'è modo di riequilibrare, punto. A quel punto il commissario è intervenuto e ha detto guardate, fra l'altro vi faccio un esempio, Puglia e Sicilia si sono scambiati, finita lì la discussione, ma sarà durata 30 secondi. Allora, io non so chi di voi abbia avuto, guardate, io non ho letto i giornali, chi è di voi che ha avuto questa notizia? Ecco, guardatevi bene dalle fonti perché veramente ve l'hanno pompata, ma alla grande, non è stato oggetto di discussione sta roba. Quindi non arriveranno? Non ne so niente, la leggo da voi, ma io contesto la notizia perché non è vero che ieri è stato detto che verranno mandati i vaccini a noi, che arriveranno dalla Sicilia, altre menate del genere, perché l'unica volta che è stata citata la Sicilia, il commissario l'ha citata per fare l'esempio del riequilibrio a livello di 2 regioni tra Puglia e Sicilia. Basta, ma la Sicilia è stata citata. Io infatti quando mi ha detto stamattina l'assessore ho detto ma che roba è sta qua? Vabbè, la nota del commissario Figliolo... Ma scusate, peraltro, perdonatemi, scusami, peraltro non è che è una roba da nascondere, magari mi dessero vaccini in più, Però scusate, a me hanno dato dei numeri precisi e anche delle date di arrivo precise. Cosa ti giochi? Quindi... La casa, l'armadio? Non è questione di giocarsi, è questione che siamo... I numeri si giocano? Sì, però una fonte ufficiale, non credo che abbia interesse. Ufficiale? Sì. Vuoi mettere in discussione che io sono meno ufficiale della tua fonte? Non metto in discussione niente, nessuno. Sto semplicemente spiegando il perché, che uno non si inventa nulla, per carità, ci mancherebbe altro. Una fonte ufficiale
mi ha detto sia le date che le quantità, che non ci vedo niente di male sinceramente, che dal sud dove non le utilizzano perché ci hanno utilizzato. Ma non potete, la fonte non può dire che abbiamo parlato ieri di sta roba, perché non è vero. Ma io non ho scritto che voi avete parlato di questa cosa, Siccome sono tanti. Io non ho scritto che voi avete parlato. No, a me non me ne frega niente perché non so niente di sta roba. Domani c'è il generale, glielo chiedete, gli chiederete se è vera sta roba. Esatto. Così come è stato detto della compensazione tra Sicilia e Puglia, è stato detto che siccome Campania, Calabria e Sicilia hanno un utilizzo di AstraZeneca che va dal 40 al 60% contro l'80% del Veneto. Non è proprio stato detto ieri. Queste qua sono tutte. Ma io non sto dicendo quello che voi avete detto. No, non è stato detto in riunione proprio. Appunto, io non sto dicendo quello, non ero in riunione con voi. A me sono stati forniti questi dati. Bene. Quindi niente si inventa nessuno. Non lo so, vediamo se arrivano i vaccini. Vediamo se arrivano volentieri, sì. Torniamo alla Ranzan? Sì. Presidente, due domande extra. Prego. L'apertura del tratto chiave della Pedemontana è confermata per il 28 Sì, marzo? il 28 io l'avrei annunciato ufficialmente anche perché volevamo, quindi il 28 ci sarà l'apertura e l'inaugurazione, sono 35 km da Bassano a Montebelluna, di fatto è il più grande lotto che apriamo, anzi sono più lotti messi assieme e quindi di fatto tutto quel territorio per metà ormai inizia a respirare. Da Montebelluna si andrà a Bassano in 10 minuti, un quarto d'ora, non so quando ci si metterà, un quarto d'ora saranno, un quarto d'ora, 20 minuti, quello che è, e una bella infrastruttura. Considerate che noi contiamo di arrivare all'innesto sull'A27, quindi a Treviso, di riuscirci per fine anno. Resteranno ovviamente il tema dell'innesto sulla 4 Montecchio e la galleria di Malo di 6 km che penso arriverà nel 2022 perché è stata oggetto di sequestro, di dissequestro, però insomma è una bella soddisfazione riuscire a inaugurare già questi 35 km che non sono pochi. Quindi alla fine dal 28 riusciremo a percorrere sostanzialmente si va da Montebelluna per i trevigiani, si arriva fino alla Valdastico e per gli altri, per i vicentini, da Valdastico a Montebelluna. Quindi si va a Valdastico, Breganze, Bassano, sono tutte. Vi ricordo un dato sulla Pedemontana, perdonami Alda, così ne approfitto. Sono 94 km e mezzo di infrastruttura, 36 comuni attraversati, 14 caselli, c'è un casello ogni 5,9 km. Costo dell'opera 2 miliardi 258 milioni di euro, però vorrei ricordare, lo dico per gli esperti di fare i conti e dopo dire chi capiò tutto, che non si fa 2 miliardi 258 diviso 94,5, perché solo sul fronte chilometrico ce ne sono altri 68 di chilometri di opere complementari che abbiamo realizzato. E vi dico che questa infrastruttura, quando io l'ho ereditata, c'erano veneti che avanzavano 300 milioni di euro di espropri che abbiamo subito liquidato con non poca fatica. Cioè gli espropri spalmati su 94 km e mezzo sono 300 milioni di euro. Se lo dividete per il numero di chilometri vedete anche quanto fa a chilometro. Sono 3 milioni più o meno a chilometro. L'ultima domanda, Presidente, fuori appunto ne parlava prima che li incontrerà, ci sono i laboratori, il presidio dell'ACC. Un altro distretto che è finito nelle mire o nei desideri dei gruppi cinesi è quello della Conceria, il distretto della Conceria nel Vicentino. Le chiedo se è a conoscenza di questo, che cosa ne pensa, se la Regione pensa eventualmente di intervenire e qual è appunto la sua opinione in merito ad una eventuale scalata, come si è appalesato in questi giorni, di gruppi cinesi nel nostro distretto veneto. Guardate, allora, premesso che il mercato regola il mercato, nel senso che io non mi permetterei mai di fare ingerenze e ingressi a gamba tesa, però faccio due considerazioni. La prima, che stiamo parlando di un settore che fattura circa 3 miliardi di euro per noi veneti, Arzignano, e
l'oggetto del desiderio è una società che di fatto è il pivot, è il punto di raccordo tra tutte queste concerie, no? Perché è il punto nel quale si vanno a trattare tutte gli scarichi, e quindi tutto il tema è anche un tema ambientale, ma anche di visione, no? Quindi è una sorta di posizione dominante, cioè questa è la società che è riferimento. Il fatto che i nostri imprenditori abbiano scelto, mi sembra di capire da quello che ho letto sui giornali, di restare con Banca Intesa, di restare in un ambito nostro e non dar via, come si può dire, dare vita a questo shopping o soddisfare questo shopping, ma io lo trovo assolutamente, come si può dire, rispettoso anche dei territori. Io non so niente contro gli altri, però è pur vero che insomma, se andassimo a chiedere a un cinese se è felice che arrivino quelli di Arzignano a comprare lì, probabilmente dice preferisco che ci sia qualcuno di Shanghai, e viceversa, no? Però ripeto, la stiamo guardando da fuori anche con molta attenzione, perché comunque è uno dei segnali che va nella direzione della preoccupazione di questi territori, ma una preoccupazione solo di strategia industriale, perché comunque se le proprietà delle nostre imprese cominciano a migrare, è inevitabile che il governo delle nostre imprese non sarà più tenuto dei veneti. Questa è la preoccupazione del Presidente della Regione. Dopodiché, come si dice, sono fondi, sono società e hanno tutto il diritto di rispetto. Chi vince e anche chi perde. Però insomma si può tifare per qualcuno, noi tifiamo per i nostri. Torniamo a Nicolussi o avevi esaurito? No. Allora, io volevo un attimo riassumere allora. È una scusazio non petita però. Non ho detto niente? Non sono permalosa, nessuno te l'ha chiesto, vuol dire che sei permalosa. Lui ha detto se hai finito, no? Devo ancora iniziare. Vai. Devo ancora iniziare. Allora, volevo capire due cose. La prima, se allora a questo punto oggi è mercoledì, ci dite qual è la fornitura che avete ricevuto, che state aspettando. Arriva oggi. Ecco, se ce la dite. Dopo l'assessore ve lo dice. Ecco. Poi volevo capire, la 7ª dose è per Pfizer, per Moderna e AstraZeneca ho capito di no, ma per Moderna c'è la possibilità di arrivare a 12. Noi spremiamo il limone fino in fondo. Siete in grado di arrivare a 12 anche con Moderna? Ci stiamo lavorando. Ecco, appunto. Questa è vera? Benissimo, perfetto. Anche quella di prima era vera. Vedi? Ok. Poi l'altra cosa che mi interessava. Prego. Per quanto concerne la revisione dei parametri, allora mi pare di aver capito che le regioni abbiano chiesto di tenere in considerazione l'RT ospedaliero e non più quello dei contagi, perché in questa fase della pandemia non è più troppo fedele della situazione, ma anche di abolire il sistema colore per introdurre il sistema aree di rischio basate sull'incidenza, quindi 50 per 100.000 abitanti rischio basso, 150 rischio medio e sopra rischio alto. Volevo capire, questa è una proposta del Veneto? Ti lascerei all'assessore dopo, è anche più corretto che lei ha partecipato a tutta la riunione. No, una proposta delle regioni. Okay. Nel senso che la proposta è stata costruita dal gruppo di lavoro, però oggettivamente coordinato dalla dottoressa Russo. Però considerate che è una proposta condivisa con le regioni, cioè noi siamo assolutamente compatti e preoccupati, perché capite che se non si fa nulla c'è veramente il rischio che questi parametri magari possano, senza creare veramente un'emergenza, possano farci saltare in una zona di un colore che non va bene, tipo arancione o rosso, perché abbiamo delle simulazioni che basta una banalità, avete capito? Basta un focolaio magari ben censito e tu fai schizzare l'R con T, magari stiamo parlando di un focolaio che riguarda poca cosa, ma da una settimana all'altra ti fa schizzare l'R con T. Le perplessità che ha espresso il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità, quali sono? Ma c'è disponibilità a ragionare. Sì, giustamente, c'è perplessità che da un lato ce l'abbiamo tutti, che è quella di avere un modello che sia rispondente. Però se voi ci pensate, allora c'è un tema che io ho portato anche oggi nel mio intervento, si dice che la percentuale di saturazione di terapie intensive e area non critica è un'istantanea
ma non è predittiva, cioè non è come l'RConT che ti dice cosa accadrà. E in parte è vero, perché noi ormai abbiamo esperienza, sappiamo che le terapie intensive non è che te le riempi in un giorno o l'area non critica, comunque le infezioni hanno sempre dimostrato un certo andamento, no? Sia dei positivi che una percentuale sulle terapie intensive che sull'area non critica. Quindi diciamo magari ritocchiamo questi parametri e utilizziamo anche questi parametri come azione predittiva, no? Per dire guarda, se io ho il 5% di terapie intensive cosa vuol dire? Se le ho avute in un mese è una roba, se le ho avute in 5 giorni forse significa. Quindi anche lì ci sono degli algoritmi che si possono costruire. Cioè noi stiamo spingendo di più sul tema RT sintomi, coefficienti di riempimento degli ospedali, perché sono temi che abbiamo visto. Poi sapete, io mattina quando vedo il bollettino ne arrivano 2 al giorno, la prima roba guardiamo qual è: terapie intensive e area non critica. Lì capisci come stai manovrando. E gli ingressi, altro aspetto, gli ingressi, le prese in carico. Però insomma io sono convinto che troveremo una soluzione, è interesse comune di trovare una soluzione, nell'interesse della salute dei cittadini, sì. Non vorrei che fosse banalizzata da qualcuno, cioè, perché vedo che viene venduta sta storia del coprifuoco come quella della Baldoria. Cioè. Sì. E l'ultima cosa volevo capire se nelle ultime riunioni che avete fatto vi hanno annunciato, perché continuano a dirlo a noi, però vedo che poi non arriva nessuna circolare ufficiale, se e quando ci sarà la nuova raccomandazione per l'utilizzo di AstraZeneca sotto i 60 anni. No. Ieri c'è stato un micro accenno, ma ancora non c'è nulla. Io sono convinto di una cosa. Allora, c'è un'autorizzazione generale EMA che parla di utilizzabilità sopra i 18 anni di AstraZeneca. C'è un'indicazione nazionale nostra di raccomandazione sopra i 60 anni, di mezzo c'è il mare magnum, cioè di mezzo io immagino che ci sia assolutamente la possibilità. Ieri il commissario invece ci ha detto una cosa, che AstraZeneca conferma le forniture fino al 2022, cioè quando si mette in discussione, tutti abbiamo letto della chiusura del contratto europeo, ma non per quello che è già contrattualizzato, quindi ci ha confermato che le forniture di AstraZeneca continueranno ad esserci, quindi per la proprietà transitiva quando abbiamo finito gli over 60 chi lo diamo all'AstraZeneca? Appunto. Mi sembra logico, lo dico ai cinquantenni che stanno ancora pensando se vaccinarsi o no, che sarà inevitabile che vengano abbassate le fasce di età. A posto? Grazie. Abbiamo a questo punto Boscati. Dai che poi vado a ricevere. Sì. Antonella? Mi sono messo il fioco da fibromialgia. Sì. C'era anche l'assessore. Sì. Poi Lilla va di modo quest'anno. Dopo ci mettiamo in piedi con l'assessore, la facciamo assieme. Prego. Sì, niente, buongiorno Presidente, volevo solo chiedere. Buongiorno. Mi chiedono parecchie persone, visto che c'è il nuovo punto vaccinale a Villorba, vengono chiusi gli altri 2, quello di Casale, quello di Lubignano e quello da oggi. Però ufficialmente le persone, per esempio, che avevano l'appuntamento per il richiamo, sì, non hanno ancora ricevuto una specifica conferma, che vengono solo spostate, perché alcuni dicono, operatori che portano in genere le persone eccetera, dicono, qualcuno ha detto che con l'occasione vengono chiamati ma gli viene anche spostata la data, per cui c'è un attimino. Devo fare una verifica, perché siccome è un'informazione che riguarda molti, eviterei di facciamo una verifica e domani diamo un'informazione corretta di quello che sta accadendo. Domani non ci sarà la conferenza. Ah no, domani no, ma lo potremo dire venerdì. Perché venerdì. Ma mandiamo un comunicato oggi. Esatto, ecco, sì, grazie, sì. Perfetto. Prego. Grazie. Vi lascio, l'assessore Lanzarini vi parla della riunione di questa mattina, nello specifico, della fibromialgia e degli arrivi. Facciamo la foto. Ma vediamo la foto comunque, dai. La signora deve fare la foto. Grazie a voi, buon lavoro. E scusate il ritardo, ma alle 45 ero ancora a Castelfranco.
No, ma questa è mia. La viabilità europea. Posso arrivare? Ciao. Assessore, prego. Allora, partirei con gli arrivi, visto che mi è arrivata la tabellina degli arrivi, no? Allora, Moderna è arrivata all'8, quindi era arrivata all'8, era sabato, 29.300 dosi. Oggi arriva, come ogni mercoledì, Pfizer, che sapete che arriva il mercoledì, 171.990 dosi, 171.990, arrivata oggi, quindi da domani è disponibile perché viene scongelata e poi quindi è utilizzabile. Il 15 arrivano 12.900 dosi di Moderna e 29.300, no scusatemi, arrivano Johnson & Johnson 12.900 e arrivano poi 29.300 dosi di Moderna. Questo è quello che arriva questa settimana. E quindi AstraZeneca? Non arriva. AstraZeneca ci arriva a una data, no, non c'è neanche una data. Tra 2 settimane. No, forse una settimana, comunque fine settimana, non ce l'ho quella di AstraZeneca, comunque questi. Johnson e Moderna arrivano quando? Il 15. 12.900 Johnson & Johnson il 15 e 29.300 Moderna il 15. Aspettate, in fondo mi hanno mandato un altro messaggio adesso. Il 15 arrivano anche 23.600 dosi di AstraZeneca più altre 10.000. Ecco, quindi arrivano questi il 15, anche 23.600 più 10.000. Ma le più di 10.000 da dove arrivano? Non c'è la tabella qui di 10.000. Ma non sono 145.000, se fossero anche 10.000. Ma sono 10.000 questa settimana e 110.000 la prossima. Vediamo se la prossima vi arrivano 110.000. Guardate, allora vediamo, perché da tutte le nostre fonti che abbiamo non abbiamo, io ho anche chiesto, stamattina quando ho visto l'articolo, la dottoressa Russo e il dottor Mongillo, ho chiamato il dottor Fattori, ho chiamato, nessuno sa di questa cosa qui, quindi allora, quando arriverà lo comunicheremo oppure metteremo in evidenza insomma che era un'informazione che può darsi che c'era ma non si è verificata, non lo so, insomma comunque oggi noi non abbiamo informazioni su questo, assolutamente. Va bene, allora ci riaggiorniamo. Perché chi segue la logistica insomma non ci ha dato questa comunicazione, siccome l'abbiamo vista anche noi, l'abbiamo subito verificata, però non ci hanno dato insomma conferma di questo. Va bene, allora detto questo, c'è stata una riunione ieri, Commissione Salute, che ha lavorato per 2 ore rispetto appunto a tutta una serie di questioni, ma anche sul discorso dei parametri, in preparazione dell'incontro di questa mattina. Questa mattina ci sono stati un incontro con le regioni e poi un incontro con il ministro Speranza e il ministro Gelmini. Allora, è uscita una proposta che però è una proposta che è ancora appunto in itinere e quindi più di tanto non diamo notizie, perché insomma ci sono dei tavoli che si devono comunque adesso con il Ministero, con l'Istituto Superiore di Sanità si devono trovare in questa settimana. Per l'intento è quello, accelerare il più possibile, quindi arrivare a questa cabina di regia che ci dovrebbe essere il lunedì, almeno questo è stato annunciato, con anche insomma una formulazione di questi nuovi parametri che andrebbero a superare i famosi 21 parametri che sono quelli di aprile. E quindi una cosa che è stata sottolineata è che noi siamo da 52 settimane ancora monitorati con i parametri che sono stati previsti in aprile, con sicuramente una situazione molto diversa, quelli famosi vecchi di aprile dell'anno scorso, quindi 52 settimane che noi siamo monitorati con questi parametri, con una situazione sicuramente diversa tra prima, seconda e terza ondata, insomma questo l'abbiamo visto, e quindi la necessità dopo 52 settimane le regioni dicono di sicuramente fare un punto e rivedere questi parametri. Come diceva il Presidente, c'è sicuramente un'indicazione delle regioni, quindi tutte le regioni, il gruppo di lavoro ma che parla e poi si è confrontato con tutte le regioni, di andare più sull'incidenza dei casi, che ancora quindi andrebbe poi associata a dei scenari che per facilità rimangono i scenari di colorazione, perché ormai insomma ci siamo abituati a scenari di colorazione rosso, arancione, giallo, bianco, quindi rimarrebbero legati a questi scenari, quindi in base all'incidenza sui 100.000 abitanti.
con un'attenzione rispetto al cosiddetto RT ospedaliero, quindi occupazione, terapie intensive e area non critica, e anche con un riferimento rispetto a un quantitativo di tamponi legato anche questo ai vari scenari. Questo proprio perché quantitativo di tamponi legati agli abitanti, ma anche che fa riferimento a quello che potrebbero essere i vari scenari, proprio per non trovarsi nelle discrepanze che ci sono regioni che comunque fanno tanti tamponi, altri no, quindi un minimo insomma di anche quantitativo di tamponi. Questi sono un po' i discorsi che si sono fatti questa mattina, con cui c'è stata un'interlocuzione per il gruppo di lavoro, ha lavorato molto nei giorni scorsi, ieri mattina, e ci sarà anche un nuovo confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e con il Ministero proprio su queste indicazioni che le regioni insomma hanno un po' cercato di abbozzare. Mi sembra che la disponibilità ci sia e quindi aspettiamo i lavori di questi giorni, insomma, ecco, per dare indicazioni più precise, per uscire, insomma, trovo anche corretto. È stato un lavoro importante fatto appunto dalle regioni, che hanno anche con le proprie prevenzioni, perché poi sono le prevenzioni delle regioni, quindi quelle che si occupano dei piani di sanità pubblica, anche effettivamente potuto vedere anche l'andamento che c'è stato in queste 52 settimane, quindi anche sul campo, insomma, verificare questa cosa. Questo per quanto riguarda... Mi scusi Assessore, già che sta parlando di questo argomento, sul coprifuoco invece avete raggiunto un accordo? Non si è parlato minimamente, quindi ve lo dico già, sulle misure restrittive, quindi probabilmente ci sarà un rimando a un altro incontro, c'era anche il Ministro Gelmini, quindi che un po' coordina quando ci sono le misure, però non si è parlato minimamente di misure restrittive, riaperture, allentamenti, cioè quello che sentiamo, ecco, quindi non si è toccato a questo argomento e quindi non ho nessuna novità da darvi rispetto a questo. Quindi abbiamo capito che i parametri per questa settimana rimangono gli stessi, quelli che conosciamo già, che quindi la cabina di regia si pronuncerà come solito venerdì. Da settimana prossima, insomma, probabilmente con invece l'incontro che ci sarà lunedì e con il tavolo che in questi giorni continuerà a lavorare, quindi non solo regioni, l'aveva già fatto, ma comunque con queste nuove proposte, Ministero, Istituto Superiore di Sanità, si dovrebbe arrivare invece a un provvedimento che recepisce o comunque insomma va in questa direzione. Ci sono domande su questo? Se no... Vanzan? Velocissimamente, Assessore, buongiorno, era per capire, è presto, è mercoledì, però insomma un'idea c'è, se saremo ancora gialli. Ma allora il Presidente l'aveva già detto che con incidenza bassa e anche con una prospettiva di RT che aveva dei punti anche inferiori, se vi ricordate, a quelli della settimana scorsa, non abbiamo insomma oggi segnali contrari, quindi insomma su quello che sarà il nostro posizionamento. Aspettiamo domani, sapete che noi domani giovedì di solito insomma abbiamo i numeri che poi vengono redatti dalla nostra prevenzione e poi insomma vengono confermati, quindi oggi non ho un numero, però insomma gli indicatori che noi abbiamo e avevamo insomma ci comunque pongono in questa situazione. Io volevo fare un'altra domanda, però non su questo, Assessore, quindi se lei vuole completare il discorso. No, poi finiamo con la fibromialgia, ma finisco dopo, quindi. Come vuole. Semplicemente, siccome naturalmente oggi dobbiamo presentare la visita di domani del generale Figliuolo, se ci può dare un minimo di scaletta più precisa. No, allora la scaletta è quella, aspettate che provo a verificare se trovo qui sul cellulare. Allora. Beh, comunque arriva alle eccoci qua. Arriva, noi c'è l'incontro alle 10:30, c'è l'incontro al padiglione Rama. Sì. Alle 10:30. Ah, d'accordo. No, al padiglione Rama non sono previste, non è prevista stampa, anche perché insomma c'è un protocollo molto ben definito e quindi la stampa, l'incontro è invece quando finisce la visita al Palexpo. Quindi lui dal padiglione Rama va? Allora, alle 10:30 c'è gli incontri insomma tecnici con la regione insomma all'interno del padiglione Rama e quindi un confronto anche con alcuni dati eccetera. Sì. Poi alle 10:30 è al centro vaccinale Palexpo
Aspetti Assessore, mi perdoni. 11:30, scusatemi, 11:30, non avevo letto, scusate, 11:30 al Palexpo. Sì. Visita il centro e poi si ferma per un incontro con la stampa. Ecco, io manderò oggi, autorizzato dal commissario, perché la responsabilità e l'organizzazione è loro, dovrete venire al Palexpo, via Ferraris 5, Marghera, Venezia, un breve punto stampa, così come espressamente indicato dalla segreteria del commissario, esibendo un test molecolare antigenico con esito negativo effettuato entro le 48 ore antecedenti. Avrete un ingresso dedicato, ma oggi vi spiegherò tutto. È l'unico momento in cui si può ricevere la stampa, sarà brevissimo, ve lo dico fin d'ora, così adesso dopo ne parliamo insieme. Ok, e questo. Poi alle 12:10 c'è il trasferimento a Padova presso il centro vaccinale della Fiera. Sì. C'è quindi la visita poi verso le 12:40 insomma dei padiglioni lì della Fiera, dove ci sono i centri previsti, appunto padiglione 8 e padiglione 6, non mi ricordo, insomma i centri appunto che sono collocati in fiera. Poi si trasferisce all'interno del Dipartimento Militare. All'ex ospedale militare? Sì, però qui non credo che insomma sia prevista appunto anche un seguito. Non sappiamo l'orario qua, Assessore. Subito dopo. Ok. E poi c'è un momento di pausa e poi invece si trasferisce al trasferimento presso il Comando delle Forze Operative di Supporto a Verona verso le 14:30. Cioè parte per andare a Verona alle 14:30, dove poi appunto farà la visita alle 16:30 al lab del terzo storno a Villafranca. Ecco, la struttura del commissario mi prega di avvisare i colleghi che la visita è tecnica, quindi diciamo che non è pubblica, nel senso che l'unico momento in cui si potrà parlare e fare qualche veloce domanda al commissario sarà quello che vi ho detto prima. Al Palexpo. E anche a Padova Fiere si può seguire la visita? La visita è tecnica, quindi il commissario viene per incontrare i tecnici e i responsabili politici, punto. No, perché ci sono già i nominativi di chi lo segue. Sì. Quindi abbiamo dovuto dare noi i nominativi di chi lo accompagna a Verona piuttosto che a Padova, e quindi non è aperta. Ma neanche per i fotografi? Ragazzi, dovete chiedere al commissario. Io sono autorizzato a dirvi quello che vi ho detto, punto. Una visita di figliuolo che arriva al centro vaccinale. Nicolussi, devi parlare col commissario, punto. Va bene, allora riprendo insomma quello che diceva il Presidente. Oggi è la giornata mondiale della sindrome della fibromialgia, 12 maggio 2021, quindi illuminiamo la fibromialgia con gli edifici e le piazze che si colorano del colore viola, come quello insomma del fiocchetto che avete visto che io e il Presidente abbiamo esibito. Si calcola che in Italia ci sono circa 2 milioni di italiani che soffrono di questa patologia, più diffusa tra le donne e nella fascia di età dai 40 ai 60 anni. E ringraziamo e comunque sottolineamo anche l'associazionismo che è parte attiva all'interno appunto per quanto riguarda questa patologia, e nello specifico l'AISF, Onlus in Veneto, che è l'associazione tra cui poi è partito un po' anche tutti i vari provvedimenti che si sono susseguiti. E ricordiamo che la Regione Veneto nel 2012, nel piano sociosanitario del 2012, ha riconosciuto la fibromialgia come malattia ad alto impatto sociale e sanitario, e ha poi ridefinito molto bene la rete, che prevede appunto dei centri di riferimento che sono quelli della Borgo Roma, quindi a Verona, presso il presidio ospedaliero di Valeggio sul Mincio, sempre a Verona, a Padova all'interno appunto della divisione di reumatologia dell'Università e quindi dell'azienda ospedaliera di Padova, a Belluno e a Vicenza Arcugnano presso la medicina riabilitativa di Casa di Cura Villa Margherita.
Questi sono un po' qualche indicazione. Oggi è anche la giornata internazionale degli infermieri e quindi l'occasione anche quella per ringraziare le professioni sanitarie, nello specifico gli infermieri, che sappiamo insomma sono stati e sono tuttora insomma fondamentali per quanto riguarda appunto in prima linea. Sappiamo che per quanto riguarda le professioni sanitarie e gli infermieri c'è un grosso deficit anche in Veneto per quanto riguarda appunto questa figura, l'abbiamo visto e capito anche all'interno negli ospedali ma anche delle case di riposo, e quindi con le università, in particolare l'Università di Padova, abbiamo cercato di aumentare quindi la programmazione per il prossimo anno, che passa vado a memoria perché non avevo estrapolato questi dati, passa da 1200 mi sembra a 1500. Mi scusi Assessore, si riferisce al corso di laurea? Sì, al corso di laurea per la specializzazione in scienze infermieristiche, certo. Ok, perfetto, benissimo. E qual è il deficit attuale adesso di infermieri? Quanti ve ne mancano? Ne mancavano, io avevo un dato, solo per le case di riposo circa 3.000. Quindi poi voi capite tra pensionamenti, tra chiaramente anche personale aggiunto, vi ricordo che dall'inizio pandemia ad oggi noi abbiamo assunto circa 5.000 persone, di queste 5.000 persone mi sembra che 1.500 siano infermieri più o meno, insomma poi gli altri sono medici e un po' di operatori sociosanitari. E c'è sempre il deficit di 1 migliaio di infermieri negli ospedali o è cresciuto oltre ai 3.000 nelle case di riposo? No, questo dato eventualmente, visto che è la giornata, se oggi riusciamo anche a recuperarvi qualche dato più preciso ve lo diamo. Grazie. E direi che possiamo chiudere qua. Grazie. Dunque è terminata la conferenza stampa del presidente Zaia, che dopo aver parlato con i giornalisti si è incontrato con i lavoratori dell'ACC che sono preoccupati per come sta andando la vertenza. Poi ovviamente sentiremo che cosa dirà il presidente Zaia ai lavoratori nel corso sempre del nostro telegiornale di Treviso. Prima dato il bollettino, il consueto bollettino regionale, sono 493 le persone positive nelle ultime 24 ore con 45.039 tamponi, c'è un'incidenza dell'1,09, dice Zaia, la più bassa della storia. Attualmente ci sono 17.635 positivi. Per quanto riguarda i ricoveri, 979 nell'area non critica con un meno 31, 138 invece si trovano in terapia intensiva e sempre con un meno 10 persone. I decessi nelle ultime 24 ore sono 18 in più, mentre le persone dimesse sono 21.103. Per quanto riguarda i vaccini, dice il presidente Zaia, sta continuando la campagna vaccinale in maniera serrata, veloce e puntuale come sempre, dice, e per quanto riguarda Pfizer si sta facendo anche con la 7ª dose dal flacone. Per quanto riguarda Moderna si sta pensando di arrivare, ma si sta studiando, alla 12ª dose. Per quanto riguarda invece le persone vaccinate, la percentuale di adesione, negli over 80 sono il 97%, per gli over 70 sono l'82%, gli over 60 sono arrivati al 70%, si pensa con gli over 50 ad arrivare circa al 65%, e poi ha annunciato che dal lunedì si aprirà ai quarantenni, dunque la fascia d'età 40-49 anni da lunedì si potranno prenotare per la vaccinazione. Poi ha parlato dopo i quarantenni, si dice vediamo, discuteremo anche con tutti per capire se poi aprire definitivamente a tutti quanti, a chi insomma si vuole vaccinare. Per quanto riguarda invece Pfizer, è tornato sulla discussione, abbiamo ricevuto anche molte chiamate sulla seconda dose a 21 giorni, a 6 settimane, dice il presidente Zaia che sono rimaste e rimangono per ora
quelle che sono state, quello che è stato deciso anche dal mondo scientifico, dopo la prima dose 6 settimane, dunque 45 giorni. Questo è quanto ha detto e si è visto anche nelle prenotazioni proprio recenti. Per quanto riguarda invece l'assessore Lanzarin, ha parlato dell'arrivo dei vaccini, dunque Moderna è arrivato l'8 sabato e sono arrivate 29.300 dosi, Pfizer arrivano oggi e sono 171.990, mentre il 15 arriveranno 12.900 Johnson & Johnson, 29.300 Moderna ed ancora 23.600 AstraZeneca, più altri 10.000 sempre il 15. Ha parlato invece della commissione, poi della riunione con la Commissione Salute, dove si è parlato anche con le regioni per quanto riguarda i nuovi parametri. Dice si dovrà vedere che cosa accadrà, si deciderà poi con la cabina di regia che è fissata per lunedì, i nuovi parametri che andranno a superare i famosi 21 parametri che erano stati già fissati ad aprile. Poi ha parlato invece dell'arrivo domani, lo ricordiamo, del generale Figliuolo che arriva qua in Veneto, sarà seguito appunto anche dal governatore Zaia, arriverà alle 10.30 al padiglione Rama nel Veneziano, poi alle 11.30 sarà al centro vaccinale Pala Expo, dove ci sarà anche una piccola conferenza stampa, e dopo alle 12.10 si trasferirà a Padova fino alle 12.30 all'ospedale militare, poi a Verona alle 14.30, alle 16.30 a Villafranca nel Veronese. Dunque queste le notizie di oggi. Io prima di passare al mio ospite che ho qua vicino vi lascio alla pubblicità e al meteo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La perturbazione si allontana lentamente dall'Italia, lasciando però sul nostro territorio ancora qualche strascico di instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 12 maggio. Sul Veneto scenario decisamente variabile, la nostra grafica infatti ci mostra che avremo molte nubi, specie fino al primo pomeriggio, ma anche alcune possibili schiarite soleggiate, precipitazioni inizialmente diffuse, poi via via più sparse. Temperature minime tra 8 e 13 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 21 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui piogge ovunque, con il passare delle ore fenomeni in diradamento e qualche parentesi più asciutta. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà un po' differente, con il maltempo che accompagnerà di fatto la giornata di mercoledì. Temperature minime intorno agli 8-11 gradi, massime infine sui 20-22 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci nuovamente in studio e come avete visto siamo arrivati al nostro appuntamento con A3 straordinari e siamo insieme proprio in compagnia del mio ospite che vi presento subito, Cristian Dalla Pozza, segretario Fillea di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Via Skype dovremo avere in collegamento Sara Pasqualin, segretaria organizzativa della CGIL di Treviso. Non ce l'abbiamo ancora, quindi aspettiamo. Eccola qui, invece la vedo. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dunque oggi parliamo di previdenza complementare contrattuale nel settore legno-industria. Dunque partiamo da un fattore intanto importante. Quest'anno di pandemia è stato un anno e mezzo, anzi di pandemia è stato un anno difficilissimo per tutti i settori. Come è andato invece per il settore del legno? Allora, qui in provincia di Treviso sappiamo che ci sono molte aziende che lavorano per i grossi clienti, quindi per i grossi store che sono Ikea, Castorama,
e a parte il periodo del lockdown, quindi della chiusura forzata, nel corso del 2020 diciamo che l'andamento del settore è stato un andamento positivo, cioè, chiaramente tenendo conto dei cali di fatturato, però il ricorso alla cassa integrazione non è stato così importante, a parte, ripeto, i periodi iniziali del lockdown, però le aziende nei bilanci di fine anno comunque hanno dichiarato soddisfazione perché pensavano che le cose potessero andare peggio. Quindi tutto sommato, insomma, fra i settori che insomma è riuscito in qualche maniera... Sì, il settore del legno sì, perché comunque è stato un settore che ha attirato. Abbiamo letto alcune dichiarazioni verso giugno-luglio dello scorso anno da parte di imprenditori del settore che dichiaravano di aver avuto rispetto all'anno precedente degli aumenti di fatturato intorno al 30%, 18, 20, 30%. Quindi sono dichiarazioni che non abbiamo fatto noi, ma che hanno fatto direttamente i datori di lavoro. Mi scusi, ci si spiega questo fenomeno in un momento così di crisi, con tutto quello che c'è stato, com'è possibile un aumento in alcuni settori come questo? Vi siete fatti un'idea? Noi l'idea che ci siamo fatti è che questa comunque non è stata una crisi economica come quelle che abbiamo vissuto dal 2008 al 2014, quindi è stata proprio una crisi dovuta, cioè uno stop, un rallentamento dovuto a una pandemia. Chiaramente c'erano degli ordinativi già in campo e poi sempre questi grossi clienti probabilmente hanno pensato di riempire i magazzini, quindi farsi delle forniture in caso di un'eventuale chiusura generale, e per questo hanno permesso appunto che le aziende del territorio lavorassero. Sara, purtroppo questo è stato un settore che tutto sommato, insomma, come ci sta dicendo Christian, è andato, diciamo, bene, insomma, è andato meglio di altri, perché ci sono altri settori che invece sono andati completamente in crisi in quest'anno e mezzo. Sì, alcuni settori sono stati trainanti, hanno un po' per anche il ragionamento che faceva prima Christian, nel senso che c'era l'esigenza di riempire i magazzini, di gestire delle scorte e comunque la gente che non si è più mossa ma è stata a casa ha comunque fatto tutta una serie di investimenti diciamo locali più che fuori. Poi ci sono settori che hanno avuto sicuramente grandi difficoltà, il terziario e il turismo sono quelli che sono stati messi in ginocchio da questa pandemia, perché erano quelli che, tra virgolette, lavoravano molto col turismo e con tutti gli spostamenti delle persone e lì abbiamo avuto grosse difficoltà e i sostentamenti che sono stati fatti dalla regione e dal governo come ammortizzatori hanno solamente dato sopravvivenza al settore, però di fatto oggi sono ancora molte le difficoltà anche per le ripartenze. Ecco, tornando invece al settore del legno, 20.000 persone sono coinvolte in questo settore in provincia di Treviso, e parliamo anche di un rinnovo del contratto. Che cosa comporta questo? Allora, diciamo che in totale abbiamo circa 140.000 addetti in Italia nel settore del legno industria. A Treviso abbiamo 20.000 comunque addetti, diciamo, diretti o comunque che fanno parte dell'indotto, e dopo 18 mesi dalla scadenza del contratto nazionale di lavoro, a ottobre dello scorso anno c'è stato il rinnovo. È chiaro che non è stato un rinnovo semplice, perché abbiamo dovuto proclamare uno sciopero e il 21 febbraio 2000, chiaramente il giorno prima delle chiusure, abbiamo fatto delle manifestazioni, abbiamo fatto una anche qui a Treviso sotto la sede di Confindustria. A ottobre, dopo comunque la proclamazione di altre iniziative verso Federlegno, siamo riusciti a riprendere in mano la trattativa e a portare alla chiusura del contratto nazionale di lavoro. Devo dire che è un contratto che ci ha dato delle grosse soddisfazioni, perché non pensavamo mai di arrivare a chiudere un contratto nazionale con tutti i punti qualificanti che abbiamo portato a casa. Ecco, vogliamo ricordare quali sono questi punti? Sì,
Allora, a parte diciamo, la parte economica, che comunque importante, perché a livello più basso 50 euro di aumento mensili, tra l'altro in 2 tranche ravvicinate, quindi la prima alla firma del contratto e la seconda quindi a ottobre e la seconda già a gennaio. Quindi diciamo che il montante di quello che è stato l'aumento totale del contratto nazionale di lavoro, i lavoratori lo hanno preso immediatamente di fatto. Quindi abbiamo recuperato attraverso questo meccanismo quello che era stato perso nei mesi precedenti. Abbiamo introdotto alcune normative che riguardano le donne vittime di violenza, per esempio, perché abbiamo normato all'interno del contratto nazionale di lavoro appunto anche la tutela delle donne, quindi dando loro dei permessi retribuiti per poter seguire dei percorsi, diciamo, per curare eventuali risvolti psicologici, comunque sanitari dovuti alla violenza. Una domanda che questo è uno dei fenomeni, purtroppo, la violenza sulle donne, di cui parliamo anche spesso, e non è usuale, voglio dire, che in un contratto venga inserito, è una cosa importante ed è un inizio, insomma. Allora, io dico sempre questo, che la funzione delle organizzazioni sindacali, ma anche datoriali, nel momento in cui vanno a sottoscrivere o discutere un contratto nazionale o anche aziendale di lavoro, deve essere anche una funzione sociale, perché noi facciamo tutela individuale, chiaramente, tutela collettiva nelle aziende, però siccome siamo parti sociali, non dobbiamo dimenticarlo, che è l'altro, diciamo, nome con cui chiamano le organizzazioni sindacali o datoriali, è chiaro che dobbiamo anche, nel momento in cui discutiamo i rinnovi dei contratti, trovare delle soluzioni a eventuali problematiche che ci sono al di fuori del mondo del lavoro. Però queste problematiche causate all'esterno, nel momento in cui una persona va a lavorare, le porta all'interno del luogo di lavoro. Influiscono. Sara, ci sono altri settori dove, insomma, viene garantito questo importante, insomma, questo aiuto per le donne vittime di violenze? Sì, diciamo che questo purtroppo fenomeno che continua a prendere piedi nel nostro non solo territorio, ma ha ripercussioni importanti anche poi sotto l'aspetto lavorativo, perché poi una cosa che in tutte le conferenze e le iniziative che noi facciamo è che buona parte della difficoltà della donna è non avere l'autonomia economica, anche e soprattutto quando succedono fatti di violenza. Spesso e volentieri la donna deve rimanere nell'ambiente familiare dove subisce violenza perché non è autonoma e non ha quindi reddito o opportunità lavorativa fuori, e quindi di conseguenza ha difficoltà a allontanarsi da quello che poi è il soggetto che attua violenza nei suoi confronti. Quindi è ovvio che il mondo del lavoro ha una parte importantissima. Ci sono altri contratti che prevedono anche questi inserimenti. Io ho seguito anni fa l'industria alimentare, e anche l'industria alimentare si era mossa in quella direzione, anche il metalmeccanico. Ci sono tutta una serie di ragionamenti, poi ci sono nei rinnovi dei pubblici contratti, insomma, e quant'altro, proprio perché, come diceva Cristian, noi abbiamo da un punto di vista il ruolo sociale, dall'altro punto di vista anche la volontà di fare un cambiamento culturale a questa nostra società, insomma, perché l'autonomia del lavoro dà anche l'opportunità alla donna di avere l'emancipazione giusta per contrastare poi i fenomeni di violenza. Certo, io dico anche ai telespettatori che se vogliono fare delle domande ai miei ospiti lo possono fare, il numero lo vedete in sovraimpressione, quindi chiamate se volete o se avete delle domande da fare. La manovalanza, soprattutto in questo settore, è però più maschile o più femminile? La manovalanza è prevalentemente maschile, perché nel settore del legno quella femminile si aggira intorno al 25%. Chiaramente sono lavorazioni che richiedono anche forza fisica maggiore, perché oggi si lavora con dei macchinari, però il settore del legno, soprattutto in questa zona, chiaramente siamo vicini a un'azienda storica che produceva serramenti qui, quindi quel tipo di aziende chiaramente avevano delle professionalità maschili, perché comunque prevedevano della manovalanza, pesi importanti, eccetera. Le donne normalmente venivano utilizzate per lavori di levigatura, spazzolatura. Perché? Perché anche qua la competenza della donna, l'occhio, quindi la capacità di riconoscere un difetto, la qualità del prodotto,
è diversa rispetto a quella del maschio, ma questa è dell'uomo, scusatemi perché ho utilizzato un termine non corretto, perché chiaramente hanno più capacità, certo, appunto, e sono più premurose, hanno più, come si può dire, piglio rispetto ai maschi, e per questo facciano fare quel tipo di lavoro. Poi nella conversione delle attività dalla manuale a quella comunque automatizzata è rimasta comunque la manodopera femminile all'interno delle aziende, però viene prevalentemente utilizzata per lavori di imballaggio, per lavori di pulizia, di stoccaggio, eccetera. Cioè, è difficile, certo, trovare nelle linee donne che gestiscono, certo, macchinari. No, vengono utilizzate proprio per fare tipologie di lavori più cosiddetti semplici, ma hanno la loro importanza, certo, all'interno di un luogo di lavoro. Ecco, parlavamo prima del rinnovo del contratto con quello che siete riusciti a ottenere prima, sì, che la interrompessi, quindi parlavamo di una parte remunerativa e... Allora, chiaramente la parte normativa tra le tante poi che ho citato anche prima, quella rispetto alla violenza sulle donne, sì, una parte legata alla sicurezza sul lavoro, perché abbiamo aggiunto delle ore di permesso per gli RLS all'interno del contratto nazionale, quindi è un tema molto sentito anche in questi giorni, perché c'è un dibattito tra le organizzazioni sindacali nazionali con il governo, che stanno portando a delle soluzioni per quanto riguarda ad esempio le assunzioni di nuovi ispettori, perché sappiamo che per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro nel corso degli ultimi anni c'è stata una riduzione drastica degli operatori e di conseguenza una riduzione anche delle ispezioni nei luoghi di lavoro, pertanto con il rischio maggiore di causare incidenti, infortuni e quant'altro. Ecco, questo, mi scusi, la rinterrompo di nuovo perché questo è un altro dei fenomeni purtroppo che ci sono soprattutto anche nella nostra regione, ne parliamo ovviamente del Veneto anche se in tutta Italia, proprio gli infortuni sul lavoro. Ne abbiamo visti purtroppo, ne abbiamo registrati alcuni proprio pochi giorni fa, con coinvolti anche ragazzi giovanissimi, ed è uno dei fenomeni che voi state cercando di combattere e arginare il più possibile. Sì, diciamo che questa è ormai diventata una piaga, perché nel momento in cui si allentano le maglie dei controlli è lì che succedono gli infortuni. Quindi quello che noi chiediamo è di ripristinare il controllo, ma dalla nostra parte chiaramente fare cultura verso i lavoratori, perché... Secondo lei manca ancora questa cultura? Nonostante i passi che insomma sono stati fatti negli ultimi anni. Diciamo che la cultura non è ancora arrivata al 100% all'interno dei luoghi di lavoro, chiaramente, perché serve uno sforzo da parte di tutti. Cioè non è che si possa pensare che io debba rispettare le norme di sicurezza solo se ho il carabiniere che mi controlla. Le norme di sicurezza vanno rispettate sempre e comunque da parte di tutti, perché è responsabilità di tutti questa. Non è possibile partire la mattina e non tornare a casa, questo è il punto. Come settore, quello del legno è un settore dove si sono verificati, registrati più incidenti, oppure un settore un po' meno... Ma il dato oggi non ce l'ho, però credo che anche comunque con una riduzione delle ore di lavoro, perché l'anno scorso sappiamo che utilizzando gli ammortizzatori sociali si sono ridotte le ore di lavoro, gli infortuni non è che siano calati così in maniera importante, per cui ecco, penso che non siano diminuiti. Ecco, Sara, quali sono i settori dove ci sono stati più incidenti, più infortuni sul lavoro nell'ultimo periodo? Un settore sempre che segue la Filea, però è nell'ambito dell'edilizia, insomma anche lì ci sono numeri importanti di infortuni. Dopo abbiamo l'agricoltura, che è un altro settore che purtroppo ha tutta una serie di casi, e lì nel caso dell'agricoltura spesso e volentieri poi c'è anche il fenomeno dell'illegalità, quindi è tutto anche un parallelismo e una zona grigia che genera veramente difficoltà. E poi insomma diciamo che i dati, l'infortunio sul lavoro coinvolge un po' tutti i settori, tanto che noi a livello confederale
e unitariamente con le altre associazioni sindacali stiamo ragionando per cercare di proporre dei protocolli che abbiano una funzione trasversale, che vadano a fare formazione in tutti i posti di lavoro per cercare poi di veramente anche qui fare un cambio culturale all'interno dei posti di lavoro. E quindi in realtà coinvolge un po' tutti. Poi la cosa che fa più scalpore giustamente è quando scappano i morti, nel senso che nel primo trimestre, io guardavo stamattina fatalità dei dati, dicono che in Italia c'è stato l'aumento di quasi l'11% rispetto al trimestre dell'anno precedente, scusate. E fate conto che l'anno precedente poi i primi 3 mesi bene o male si è più o meno lavorato, poi c'è stato il lockdown, però insomma se già in questi 3 mesi con la difficoltà che abbiamo anche sulle ripartenze ci sono questi dati, insomma è da preoccuparsi, ecco. Ecco, fra l'altro c'è stata un'operazione proprio dei carabinieri che riguarda lo sfruttamento, non so se avete sentito, lo sfruttamento di lavoro, di manodopera di 2 pakistani che sfruttavano connazionali in condizioni lavorative davvero pessime eccola qui, addirittura insomma con il pagamento di 100 euro per un posto letto all'interno di locali che erano in pessime condizioni, ed è una ditta poi di Cessalto, oltre venivano impiegati in varie zone anche del Friuli. Questo è un fatto che purtroppo pensavamo non accadesse proprio nella nostra regione, invece accade anche nel nord Italia. Allora, permettetemi di dire una cosa. Sì. Qui non bisogna fare finta che l'illegalità sia solamente al sud, no? Perché le do anche... se facciamo... Grazie. Perché se facciamo finta che qui non esista... Ecco, vediamo anche le immagini. Se facciamo finta che qui non esista, proprio viviamo in un altro mondo. L'illegalità, soprattutto nel lavoro, diciamo che si dirama laddove c'è l'interesse economico. E chiaramente dove c'è l'illegalità poi accade quello che si diceva prima, no? Che non ci sono controlli, le persone lavorano e vivono in condizioni, cioè non solamente a Rosarno si raccolgono i pomodori o le arance con le persone trattate da schiavi. E questo non deve accadere. Ecco perché quando prima dicevo che, e me lo auguro che avvenga presto, verranno assunti nuovi ispettori del lavoro, probabilmente riusciremo, io mi auguro ad arginare, ma è difficile, però in ogni caso a far rallentare questo fenomeno, perché non si può nel 2021 vivere e lavorare ancora in queste condizioni. Ecco, allora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi commentiamo proprio questa operazione dei carabinieri. Rieccoci nuovamente in diretta ed abbiamo una telefonata, quindi buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, lei si chiama e chiama da dove? Io chiamo da Sarzano, provincia di Venezia. Sì. Dica pure. No, niente, io guardavo su Antenna 3 e ho visto previdenza complementare contrattuale nel settore del legno. Sì. Benissimo, allora io sono un ex dipendente della Pianotto Legno di Santa Maria di Sala. Sì. Ecco, che purtroppo il signor Dalla Pozza probabilmente forse saprà della situazione che si è venuta a creare. Chiaramente io sono un iscritto, sempre stato iscritto alla Filea CGL, prima ero metalmeccanico e poi Filea. Ho varie conoscenze, a prescindere da questo volevo fare una segnalazione. Adesso noi siamo la ditta in sostanza teoricamente è fallita, adesso non so se faranno il fallimento o come si dice, adesso mi sfugge il termine, il concordato. Concordato, ecco sì, so che abbiamo una riunione in azienda giovedì prossimo. Io tra parentesi vorrei precisare che sono
come si dice, sono già stato licenziato dall'azienda perché purtroppo sono anche invalido civile, ma a prescindere da tutto questo volevo fare una segnalazione che nella Piarotto Legno abbiamo avuto crisi chiaramente. Da un certo periodo, vedo il signor Andrisani là che mi conosce molto bene, visto in trasmissione, c'è stato un periodo appunto che noi, vedo la Piarotto Legno, bravi, avevamo il contratto appunto complementare, praticamente un signore, non so se sia corretto fare il nome, Briga, praticamente hanno lasciato i dipendenti e mi scusi perché non facevano più i versamenti della previdenza complementare e si è saputo tardi. Questo lo dico ormai, in Legno è successo. Io personalmente ho portato a casa tutto perché prima di farmi licenziare ho fatto saldare il debito, però tutti i miei colleghi adesso non so. Ecco, questa è una situazione che secondo me cioè, non deve succedere. Non sto facendo una critica, è una siccome credo al sindacato e appunto per questo mi vedo anche in trasmissione là adesso. Bellissimo, bravi, complimenti. E ci tengo, ecco, c'è una questione sociale tutto l'anno. Non deve succedere che una persona si inventa di non versare più i soldi di un fondo complementare, cioè, capisce? Certo, ecco. la faccio subito. Io mi chiamo Fausto Caruana, comunque non ho problemi le faccio subito rispondere da Dalla Pozza. Allora, buongiorno signor Fausto. Allora, io non entro nel merito della questione attuale della Piarotto Legno perché la stanno gestendo i colleghi di Venezia, quindi non so neanche gli sviluppi, quello che sta succedendo. È chiaro che nel momento in cui un datore di lavoro non versa i contributi al fondo di previdenza complementare sta facendo un'appropriazione indebita di soldi che non sono propri. E non so se la legge italiana lo chiami furto o lo chiami in qualche altra maniera, ma comunque non è un'azione legittima e legale. In ogni caso i versamenti ai fondi di previdenza complementare sono tutelati e garantiti anche nel caso in cui le aziende dovessero fallire o andare in concordato. Diciamo che nella stessa norma, che è quella fallimentare, vengono garantiti nei confronti dei lavoratori. Quindi c'è il fondo di garanzia INPS che poi verrà attivato per andare a coprire questi mancati versamenti. La ringrazio, signor Fausto. Quindi allora andiamo avanti anche con l'opinione che stavo chiedendo a Sara prima della telefonata, che era su quella operazione dei carabinieri di Venezia insieme ai colleghi di Treviso. Diceva lei, insomma, purtroppo sono fenomeni che si conoscono e si conoscono bene. Sara? Sì, purtroppo queste cose, per quanto riguarda noi in CGIL, insomma, le stiamo denunciando da anni. Il settore dell'agricoltura poi in questo ultimo periodo ha avuto veramente un esploso altissimo di situazioni che sono un po' paragonabili a quelle che sono emerse dall'ultima inchiesta, quella che accennava lei prima, perché ci troviamo nella condizione in cui avendo un territorio con aziende abbastanza frammentate nel territorio, la riduzione dei costi che mi viene proposta da questa bassa manovalanza, costo veramente ridotto, dove non esiste forma di contratto, dove non esiste niente a tutela, è ovvio che per qualcuno faccia gola, perché soprattutto quando l'agricoltura ha determinate stagionalità è molto più semplice avere qualcuno che passa a fare il lavoro di raccolta o quel che serve, insomma, e che poi il giorno dopo non lo vedo più. Certo. Quindi c'è questa modalità di pagare in nero e pagare in questo modo e di non avere il lavoratore a contratto. Anche se stiamo molto lavorando, si sta molto battendo per cercare di regolamentare, e ben vengano eventuali ispettori che ci servano anche per intervenire lì dove facciamo le segnalazioni. Però la cosa che emerge, che secondo noi è più grave, è il fatto dello sfruttamento, in questo caso di una specie di forma di caporalato, perché io ho un soggetto
che prende altri soggetti connazionali piuttosto che di altre etnie, insomma, e fa un po' da tramite tra le aziende e i lavoratori, e a sua volta fa margine di profitto a scapito di queste persone che generalmente magari hanno anche difficoltà di comprensione della lingua, si trovano a fare un lavoro nella quale gli dicono guarda ti do 8 soldi così, però poi gli fanno pagare il costo di viaggio, gli fanno pagare eventualmente i costi di alloggio nelle case, nelle abitazioni, e questa cosa qui ovviamente poi genera il cortocircuito che da una parte fa l'attività assolutamente illegale dello sfruttamento e quant'altro, e noi cerchiamo in tutti i modi di intervenire in quell'ottica lì, ma poi genera anche il cortocircuito delle aziende perché crea veramente concorrenza sleale tra le aziende e rischia veramente cioè non hai più margini di controllo sulle attività, e questa è la cosa dannosa. Quindi insomma ben vengano operazioni del genere, noi sosteniamo le attività delle forze dell'ordine, anzi siamo una delle organizzazioni che tenta veramente di segnalare il più possibile quando troviamo situazioni poco chiare, ecco, mettiamola così. Importante insomma ovviamente, importante l'attività dei carabinieri in questo caso contro queste che sono davvero delle organizzazioni criminali. Ritorniamo al legno invece adesso a parlare. Prima parlavamo di riforme previdenziali. Quali? Allora, io ho iniziato a lavorare nel 1991 e da allora ad oggi ho visto passare 4 riforme sostanzialmente, tenendo conto che poi nelle varie leggi finanziarie ci sono delle comunque piccole riforme che vanno a variare ulteriormente alcune norme previdenziali. La prima è stata la riforma Dini, che è quella che chiaramente ha cambiato il sistema di calcolo della pensione, che ha fatto passare il sistema dal retributivo al contributivo. Nel 2005 c'è stata la riforma per la quale poi chiaramente si collega la previdenza complementare, che è stata la riforma Maroni, la 252, che è l'altra riforma che ha detto sì, è vero, si va in pensione ancora con i 40 anni di lavoro, però c'è lo scalone. Quindi ti fai un anno in più di lavoro se vuoi guadagnare dei soldi per vivere un anno in più, perché la pensione non te la do. Poi è subentrata la Fornero, che ci ha portato appunto gli aumenti delle fasce di età, non solo, ma anche delle fasce di anni di contributi da versare per poter andare in pensione. Poi è stata introdotta la norma della quota 100 un paio d'anni fa, non dobbiamo dimenticarci tutte queste, tenendo conto che c'è anche l'opzione donna, che però non è uguale a qualche anno fa, perché aumenta sempre l'età. E che tra l'altro si sta già cambiando come? Esattamente, perché aumentano sempre l'età per collegarsi ai contributi. Adesso stanno parlando di una nuova riforma, che è quella dei 41 anni di lavoro, 62 anni di età. Diciamo che la CGIL ha presentato nel 2017 una proposta di legge nella quale si chiedevano i 41 anni di contributi per poter andare in pensione. È chiaro che qui subentra tutto un meccanismo che ci porta, come dicevo prima, ad avere una responsabilità sociale nel momento in cui andiamo a sottoscrivere un contratto nazionale di lavoro per tutelare le persone. Perché, dicevo prima, io ho iniziato, c'erano 35 anni di contributi per poter andare in pensione, oggi devo lavorarne 7 anni e 10 mesi in più, sperando che non cambino. Un settore come il vostro è comunque un settore delicato. Il settore è delicato, il settore è, come la maggior parte comunque dei settori dell'industria, prevede anche che ci sia tanta manodopera attraverso le agenzie interinali. Quindi quando noi parliamo di 42 anni e 10 mesi per poter andare in pensione, è vero, ma devono essere di contributi effettivamente versati. Quindi il problema qual è? Che se pensiamo ai giovani che vengono assunti a mesi con le agenzie interinali, tra l'altro c'è un altro fenomeno che si chiama stage. Lo stage non dà neanche diritto alla contribuzione, per cui è un fenomeno che è gestito anche dalle regioni, quindi io credo che sia anche il caso che la politica intervenga, magari regolamentando in maniera diversa lo stage, mettendo un tetto massimo di quante volte una persona possa essere utilizzata. Perché invece viene utilizzata più volte, dite?
Sì, ci sono dei lavoratori che vengono comunque contattati dalle aziende, gli propongono lo stage di 6 mesi per dirgli poi ti assumerò, però non sempre vengono assunti. Certo. E intanto quei 6 mesi lì sono 6 mesi di buco contributivo. Certo. Ma non solo i giovani, perché le persone, diciamo, con un'anzianità di lavoro, quindi il cinquantenne che perde il lavoro non lo trova più, il famoso posto fisso a tempo indeterminato, no? Certo. Trova rapporti di lavoro anche qui temporanei, quindi creando delle falle, dei buchi contributivi per i quali bisogna in qualche maniera trovare delle soluzioni. Ti fermo solo un attimo perché abbiamo 2 minuti proprio di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, stiamo parlando di pensioni, anche di previdenza complementare contrattuale. Di cosa si tratta? Di quali sono i vantaggi di questo? Allora, prima parlavo di riforme. Nel 2005 la famosa riforma Maroni, cosiddetta, che cosa ha previsto? Ha previsto che a partire dal 2007 i lavoratori avrebbero dovuto scegliere dove destinare il proprio TFR. Quindi già da lì comunque c'è stata una spinta verso la seconda gamma della pensione, chiaramente la chiamiamo col suo nome complementare, per cui deve essere un aiuto alla pensione pubblica. Nel susseguirsi appunto del tempo, come dicevo prima, sempre di più contratti temporanei, sempre di più stage, eccetera, abbiamo visto che il dato comunque delle quote di pensione e di quello che va a percepire una persona da qua in avanti, andrà a percepire da qua in avanti, sarà molto bassa, sarà intorno al 50% della propria ultima retribuzione. Quindi, facendo un ragionamento con le organizzazioni sindacali del settore, in questo caso in contrattazione, siccome abbiamo avuto un buco contrattuale di, come dicevo prima, di 18 mesi, abbiamo detto: chiediamo un una tantum ai datori di lavoro, come abbiamo sempre fatto, però questa una tantum la utilizziamo per aprire una posizione presso il fondo pensione contrattuale del settore, che in questo caso è fondo Arco, in maniera tale che tutti i lavoratori del settore siano coperti dalla previdenza complementare. La previdenza complementare, diciamo che è composta da più tipologie, perché ci sono i fondi aperti, che sono i fondi bancari assicurativi, ci sono i fondi chiusi, che sono i fondi contrattuali, poi ci sono i PIP, che sono piani di investimento diciamo personale, che una persona chiaramente previdenziale decide di aprire. Noi chiaramente, essendo firmatari dei contratti nazionali di lavoro e avendo costituito dei fondi no profit, perché questi fondi non hanno scopo di lucro, quelli contrattuali, chiaramente cosa facciamo? Contrattiamo. Nella contrattazione prevediamo che nel momento in cui una persona si iscrive a questi fondi, il datore di lavoro abbia l'obbligo di versare una piccola parte anche lui alla previdenza complementare. Nel caso del settore legno-industria, da gennaio la contribuzione carico azienda è del 2,2%, che diventerà 2,3% il prossimo anno, quindi a gennaio del prossimo anno. Questo cosa significa? Significa che se io ho un reddito di 20.000 euro e oggi mi iscrivo a un fondo pensione versando una piccola quota di retribuzione più il mio TFR, in un anno solamente per essermi iscritto ho già il guadagno della quota del datore di lavoro che si aggira intorno ai 400-450 euro. Cioè, e già questo è il primo vantaggio che una persona ha iscrivendosi. Quello che dicevo prima era: facciamo l'operazione, creiamo una posizione per tutti i lavoratori, perché appunto poi facendo anche lavoro all'interno delle aziende dovremo anche andare a spiegare ai lavoratori perché l'abbiamo fatto e a cosa serve, perché non è che faccio un'azione, inserisco un articolo contrattuale e poi non lo vado a spiegare, lo devo per forza spiegare. A questi lavoratori bisogna spiegare intanto che da quando sono nati i fondi ad oggi, avendo rinunciato all'iscrizione alla propria quota, devono sapere che le aziende hanno risparmiato circa 5 miliardi di euro. Non perché hanno deciso loro, non hanno voluto erogarli, perché il lavoratore non si è iscritto. Quindi è colpa anche della persona che non si è interessata, che non l'ha voluto fare, eccetera. Quindi sono cifre importanti.
L'altra questione è a spiegare alle persone che io sì ho fatto questa operazione di versare questi 100 euro al fondo Arco per chi non è iscritto ad alcuna forma di previdenza complementare. Per chi è iscritto al fondo Arco viene versata nella propria posizione del fondo Arco. Per chi è iscritto ad altri fondi contrattuali, sempre territoriali o comunque sempre diciamo che derivano da contrattazione, vengono versati all'interno della posizione che loro hanno già aperto. E questa cosa chiaramente deve essere spiegata bene. Ha molti vantaggi, non ne ha pochi. Primo, lo dicevo prima, la quota carico datore di lavoro. La seconda cosa è la deduzione dal reddito, perché della quota che il lavoratore versa di propria retribuzione c'è l'abbattimento dell'imponibile fiscale. Quindi se io ho 20.000 euro, faccio sempre l'esempio dei 20.000 euro per andare meglio, 20.000 euro di reddito verso 1.000 euro perché posso decidere di versare anche percentuali più alte rispetto a quella minima contrattuale, verso 1.000 euro alla previdenza complementare io le tasse le pagherò sui 19.000 euro, non sui 20.000 euro, ad esempio. Questa appunto è l'abbattimento dell'imponibile. C'è un'altra questione vantaggiosa per il lavoratore, che è quella della tassazione nel momento in cui arriverà alla pensione e andrà a riscattare la propria posizione. Noi partiamo da un'aliquota TFR che è intorno al 23%, un'aliquota media da 23-25% indicativamente. E se aderisci al fondo previdenziale, nel momento in cui vai in pensione, la tua tassazione passa automaticamente al 15%, che si riduce fino a un minimo del 9% dal 15° anno in poi, dello 0,3% ogni anno. Quindi significa che io dal 23, dal 25 vado a pagare il 9% di tasse, alla fine ho risparmiato il 14-16%, cioè è un altro vantaggio. L'altro vantaggio qual è? È la capitalizzazione. Anche questa cosa bisogna spiegare ai lavoratori, perché il trattamento di fine rapporto in azienda ha un meccanismo che è questo: io anno per anno al 31 dicembre cosa faccio? Tiro una riga e vedo quanto accantonato in quell'anno di TFR. Nel momento in cui l'azienda me lo liquida, per ogni anno mi aggiunge il tasso di rivalutazione e alla fine mi fa la somma. Questo è quello che io vado a percepire quando mi viene erogato il mio TFR. Nel fondo di previdenza complementare non è così, perché nel fondo di previdenza complementare c'è una posizione ad personam, quindi c'è il mio codice fiscale con un mio numero di posizione. Questo accantonamento che io faccio viene investito ogni 3 mesi e tutto il capitale che viene a maturare me lo porto avanti ogni volta che faccio l'investimento. Quindi mi si capitalizza e cresce, più anni verso e più mi cresce il capitale. Do 2 numeri così, tanto per far capire. Allora, il fondo, in questo caso Fondo Arco, nasce nel 2001. Avevamo la possibilità di versare la contribuzione in un unico comparto, perché posso anche scegliere come investire i miei soldi. C'era un comparto che si chiamava bilanciato prudente, quindi era formato dal 50% azioni, 50% obbligazioni. Tra l'altro viene gestito da un comitato di gestione che è formato da lavoratori iscritti e datori di lavoro firmatari del contratto, quindi non ci sono altri organismi che lo gestiscono come consiglio di amministrazione. Il comparto bilanciato prudente nato nel 2001 oggi al 31 dicembre 2020 è capitalizzato 118,46%, per dire dei numeri che li trovate anche nel sito volendo andare a cercare. Gli altri 2 comparti invece, quello più obbligazionario e quello più sbilanciato verso le azioni, nascono nel 2007 con la riforma 252 e il primo, quello garantito, quindi quello che dovrebbe rendere solamente la quota dell'obbligazione, ha avuto un rendimento del 28,41%, quindi è importante. Scusi, qual è la risposta rispetto a questa da parte dei lavoratori? Allora, i lavoratori inizialmente erano molto scettici, poi però quando facciamo le assemblee nelle aziende diciamo sempre alle persone: parla con il tuo collega di lavoro, perché se non ti fidi di quello che ti sto dicendo io, che tra l'altro non ho alcun interesse nel fondo, perché sono solamente firmatario del contratto nazionale che ti viene a spiegare cosa c'è scritto nel contratto, chiedilo alle persone che si sono iscritte e loro ti diranno quanto hanno investito e quanto ci hanno guadagnato. Per cui credo che sia la miglior pubblicità quella dello scambio, no? tra colleghi.
Volevo aggiungere l'altro fondo, invece comparto bilanciato, ha reso il 72-68% in 14 anni. Una media di rendimento, ricordiamoci che lo scorso anno è stato un anno di crisi, quindi la pandemia eccetera. Il comparto diciamo garantito ha reso il 2,19%, il bilanciato prudente il 2,39% e il bilanciato dinamico 4,70%, anche in un anno di disgrazia, diciamo così. Quindi penso che questi siano già dei buoni motivi per poter, diciamo, perlomeno affacciarsi o interessarsi. Per chi volesse chiedere magari o avere informazioni rispetto a questo. Sì, noi abbiamo le nostre sedi sindacali aperte per quanto riguarda il settore del legno, facciamo delle permanenze settimanali in tutte le sedi della provincia. Io per esempio ho la permanenza a Ponte di Piave, Oderzo, Motta, quindi i pomeriggi 3 volte alla settimana sono a disposizione dei lavoratori. È chiaro che nel momento in cui, come dicevo prima, durante la pubblicità, nel momento in cui una persona dovesse venire a chiedere informazioni rispetto al fondo, io mi prendo 3/4 d'ora di tempo perché la materia è importante e ci sono tante cose da spiegare per farla capire bene, altrimenti si rischia di perdersi qualche punto. Vantaggi, Sara, che sono importantissimi in una situazione così difficile come quella di adesso a livello di pensione? No, beh, sicuramente più che altro la prospettiva per il domani, perché con i dati delle pensioni ci dicono che il valore andrà molto a scendere, quindi soprattutto un po' per il fatto che oggi i giovani che si affacciano al mondo del lavoro, ma anche i meno giovani, insomma, non hanno più una continuità lavorativa abbastanza omogenea, insomma, c'è la necessità di avere un cuscinetto e la previdenza complementare può essere questo cuscinetto. Io aggiungo solo una cosa, giusto perché sulla previdenza complementare in realtà l'ufficio vertenze di Treviso ha anche fatto un'avvertenza proprio per un'azienda che non versava al fondo e abbiamo vinto la sentenza, perché indipendentemente se l'azienda poi va in fallimento o quant'altro e poi interviene lì il fondo di garanzia o intervengono appunto i crediti privilegiati, proprio perché sta un po' partendo il fenomeno che il fondo di previdenza si può fare a meno di versare, come un po' i fondi sanitari e quant'altro, sono pezzi contrattuali che facciamo con i contratti nazionali e quindi pertanto hanno anche un valore giuridico, quindi noi con l'ufficio vertenze abbiamo vinto una sentenza per questa cosa qui, perché i lavoratori giustamente pretendevano di vedere i versamenti nel fondo della propria azienda. Quali sono magari i dubbi che si registrano maggiormente quando si parla di questo, dei fondi? Allora, una delle domande che le persone fanno è: ma se il fondo fallisce? Il fondo non può fallire. Ecco. Abbiamo visto in tanti settori che i fondi che non avevano tanti iscritti, siccome proprio per norma non possono fallire e sono controllati comunque dal Covid, che è il comitato di vigilanza sui fondi di pensione, chiaramente vengono inglobati nei fondi più grossi. Ad esempio il fondo previdenziale che viene seguito anche dalle agenzie interinali, si chiama Fonte, che segue il commercio, ha raggrupato anche l'ex fondo dell'artigianato, quindi Artifond è entrato all'interno di quel settore lì, in maniera tale che le posizioni dei lavoratori ai quali appunto era stato versato la propria contribuzione siano state garantite e gestite in maniera diversa. Poi io dico sempre che più grande è il fondo, più iscritti ci sono e meno rischi ha, perché comunque capitalizzazioni di questo tipo permettono anche alle persone di avere un introito maggiore e al fondo di più iscritti ha di avere diciamo più disponibilità per poter essere gestito. Faccio un esempio sempre rispetto al fondo Arco. Un paio d'anni fa, siccome erano aumentati gli iscritti rispetto a quelli dell'anno precedente, a fine anno hanno restituito di soldi della gestione che erano avanzati 80 euro ogni iscritto versati all'interno della propria posizione, per cui lo ripeto, non sono a scopo di lucro, la gestione viene fatta proprio dai firmatari del contratto nazionale, per cui viene, come si può dire,
data la priorità a quello che è il lavoratore che è iscritto al fondo pensione. Questa cosa deve essere chiara, ma veramente deve essere chiara, perché, ripeto, non c'è lo scopo di lucro in questi fondi. Dobbiamo anche ricordare appunto che la situazione delle pensioni è una situazione in continua evoluzione, non si sa se bene o male, perché ogni periodo poi cambiano le regole, e quindi, come appunto ci diceva Dalla Puzza, la situazione non si saprà neanche, insomma, molti dicono andremo nemmeno in pensione perché non riusciremo a raggiungere la quota. Diciamo che io sono un sognatore, no? Dico, e la speranza dice sempre dico, perlomeno io in pensione spero di andarci, anche perché ormai ho versato 30 anni di contributi, quindi non è che sia tanto lontano se dovessimo raggiungere i 41-42 di 6 mesi, quindi mi auguro di poterla raggiungere. Chiaramente guardando anche avanti, però ho deciso di crearmi anch'io comunque un supporto, un sostegno, anche se sono uno di quelli che ha sistema misto nel momento in cui andare in pensione, perché avendo iniziato prima del 93 una parte ce l'ho calcolata con il sistema retributivo, però dopo di me, che ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile del 93, andrà sicuramente con il contributivo, e quindi sarà un problema. Il consiglio, vogliamo insomma darle consigli ai lavoratori? Allora, io dico sempre che di consigli non se ne danno e normalmente me li chiedono, però un invito perlomeno di affacciarsi e guardare un po' più in là rispetto ad oggi, perché chiaramente quando si è giovani si ha la salute, si sta bene, non si pensa. Però un domani, se noi dovessimo guardare i nostri genitori, dovessimo guardare comunque i nostri nonni, vediamo che l'età comunque, per fortuna, diciamo, l'aspettativa di vita media è sempre alta in Italia, no? E chiaramente se io dovessi lavorare a 60 anni, 61 anni, dovessi andare in pensione, avrei minimo un'altra ventina d'anni rispetto alla media da poter vivere. Se agli 800, 900, 1000, 1100 euro di pensione mi creo anche quel piccolo gruzzoletto per darmi una mano, vivrei più tranquillamente. Se uno decidesse di farlo dopo un tot di anni che ormai lavora, lo può fare lo stesso, anche se ovviamente è più ridotto poi il... È chiaro che meno anni verso e meno capitalizzo, però io lo posso fare in qualsiasi momento, sapendo che il versamento del mio trattamento di fine rapporto partirà dal momento in cui farò l'adesione al fondo. Questo è l'unico punto, diciamo, negativo, però chiaramente io decido in quel momento e da quel momento parte. Sara, qual è la domanda che maggiormente vi fanno quando si parla di pensioni e quando si parla anche di fondi? Ma sulla pensione c'è un grande punto di domanda. Quella c'è sempre. Che avete anche sottolineato voi prima, nel senso che anzi, guardi, le dico, c'è proprio una grandissima attenzione, una grande affluenza ai nostri patronati di persone che fanno le verifiche dei contributi o vogliono capire quanto gli manca o in che condizioni andranno, perché poi c'è sicuramente un momento di incertezza su quello che succederà il giorno successivo. E quindi su questa cosa è una delle domande che ci fanno spesso, è quella appunto di fare queste verifiche, di fare questi conteggi. Dopodiché purtroppo bisogna anche cogliere quelle che sono le condizioni e preoccuparsi di quello che succederà domani, perché la previdenza complementare sarà necessaria e tanti degli investimenti, anche dei meccanismi che spiegava prima Christian, di facilitazioni tra virgolette anche dal punto di vista fiscale, sono dovute al fatto che stanno spingendo in quella direzione, perché si è ben consapevoli che chi andrà in pensione non avrà sicuramente le rendite che ci sono oggi a quelli che sono andati in pensione fino all'altro giorno, insomma. Le pensioni è un grande interrogativo, io penso che anche l'INPS non dorma tanto tranquillo, insomma.
No, mi sa che nessuno, oltre all'INPS, nessun lavoratore, mi sa, oltretutto dormirà tranquillo, perché fino a quando non si saprà che cosa cambierà poi, vista la situazione. Noi siamo arrivati quasi al termine, quindi insomma l'invito è quello comunque di chiedere informazioni perlomeno per chiarire insomma poi quali sono i vantaggi che ce ne sono, certo, e li abbiamo ricordati. Sì, ce ne sarebbero anche altri, tipo le anticipazioni, perché io posso chiedere anticipazioni ad esempio per spese sanitarie senza avere 8 anni dal momento in cui aderisco, perché la norma prevede che anche in azienda io lo possa chiedere in anticipo il TFR se ho almeno 8 anni di anzianità. Nel fondo previdenziale in questo caso devo chiedere almeno un importo di 1.500 euro, per cui dopo 2 anni, 2 anni e mezzo io riesco a anticiparlo, con tassazione separata, quindi al 15%, non al 23%. A differenza del... Siamo arrivati al termine, ringrazio davvero Cristian Dalla Pozza per averci spiegato questo importantissimo per i lavoratori, invitandoli poi ad andare da loro per chiedere informazioni. Ringrazio anche Sara Pasqualin, segretaria organizzativa della CGIL. Grazie davvero. Grazie Sara, grazie, buon lavoro e buona continuazione. Buona giornata, grazie. Grazie davvero, siamo arrivati al termine e grazie davvero a tutti per averci seguito e arrivederci.